anche questa mattina leggiamo questa paginetta molto importante di questo libro e di queste mamme, di queste donne. Mio figlio mi scriveva tutto contento che non gli sembrava di essere l'alpino del Brennero come quando era in Grecia, ma tutto sommato trascorreva le giornate più serenamente. In quel periodo partirono altri 2 miei figli per la guerra. Poi ne partirono altri 2 e infine arrivò il giorno della partenza anche del figlio più giovane. Mi ritrovai a casa sola con mio marito e con tutti i 6 figli soldati. Quanti sospiri, quante lacrime. Io scrivevo a tutti e tutti mi facevano coraggio. Quando scrivevo ad Anadage, lui mi rispondeva: mamma, non devi essere egoista, invece di guardare sempre avanti, guarda anche indietro e vedrai che ci sono mamme che hanno figli morti o prigionieri. Invece noi, grazie al Signore, siamo tutti sani e salvi. Devi essere orgogliosa di avere 6 figli sotto le armi. Hai ragione di piangere perché siamo tutti via e in brutti momenti, ma ora non è il momento di disperarti. Sono sicura che mi ha scritto queste righe per farmi stare tranquilla, ma che anche lui avesse paura. La situazione della guerra diventava ogni giorno più difficile. Le notizie sui giornali e le chiacchiere di paese erano molto negative. C'era stato promesso da Mussolini che ci sarebbe stata presto la pace. Invece eravamo già alla fine dell'estate del 1943 e le cose erano pessime. Non si vincevano battaglie, molti ragazzi morivano, in Italia si pativa la fame e la gente protestava nelle piazze. Questa guerra doveva terminare. A un certo punto pensai che quel momento fosse arrivato, la sera dell'8 settembre 1943. Per radio venne data la notizia che l'Italia aveva firmato la pace. Immediatamente corsi da mio marito urlando: Adelmo, la guerra è finita, Adelmo, siamo salvi. Mi guardò con gli occhi sbarati e la bocca spalancata. L'unica cosa che disse fu: stai calma, mettiti a sedere che ti viene un infarto. Avete capito? 6 figli in guerra. 6 figli, non 1, 6 figli, questa donna che sta cercando con tutte le sue forze di capire cosa sta succedendo. Allora io saluto, speriamo che si colleghi, perché i collegamenti in macchina sono la passione della Mirella, proprio la sua passione, il dottor Roberto Volpe, presidente URIPA, perciò parleremo di Diversamente Giovani, parleremo di RSA, vediamo se lo vedo inquadrato, ma non lo vedo. Eccolo qua. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Sa che la mia passione sono i collegamenti in macchina, Presidente? Per forza, questa mattina No, non voglio sapere, tecnico. Dico solo che sono la mia passione i collegamenti in macchina degli ospiti. Senta Presidente, ho appena letto questo libro molto importante di questa donna, di questa mamma che sta cercando i suoi figli, 6 figli partiti per la guerra. Questi drammi di queste famiglie, ma non solo, noi viviamo il dramma degli diversamente giovani. Non ci sono RSA a sufficienza, non ci sono RSA specializzate per certe patologie e soprattutto non c'è personale. Fra poco hanno detto che entro giugno apriranno le case di comunità, partiranno. Ecco, dal suo punto di vista e la sua angolazione come vede? Cosa vede? Ma lei ha rappresentato molto bene la situazione. L'aumento della popolazione anziana, che tutti sappiamo, da qua al 2050 raddoppia quasi rispetto ad oggi, quindi in Veneto dobbiamo immaginare che nel 2050 tutte le città di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo e Bassano siano tutte abitate da ultra ottantenni. Ci fa capire che siamo ben oltre l'emergenza. Detto questo, il problema del personale è il problema dei problemi. In questo ultimo anno noi in Veneto abbiamo formato 1200 operatori. Si pensi, Mirella, di questi 1200 operatori il 50% hanno più di 40 anni e il 25% più di 50. La metà hanno una scolarità di base, quindi vuol dire la terza media, quindi stiamo capendo perfettamente che noi siamo lontani dal coprire il reale fabbisogno. Io, siccome non sono uno che è abituato a stare seduto in poltrona a aspettare che risolvano i problemi, a gennaio sono stato via 15 giorni, sono stato in Repubblica Dominicana e in Brasile a vedere le scuole, incontrare le autorità locali. Ho fatto un giro molto lungo, visto che ormai in Veneto da un anno abbiamo circa 200 ragazzi e ragazze che vengono da quei paesi.
un livello di formazione, mi permetto di dire, anche superiore a quello che abbiamo noi, perché loro fanno 2 anni di scuola, dopo le scuole superiori, dopo i 5 anni, fanno 2 anni di scuola, 1600 ore di scuola contro i nostri corsi da 1000 ore, e quindi bisogna andare a fare quella che è una sana immigrazione, l'immigrazione guidata, far arrivare in Italia persone che poi si integrino facilmente nelle nostre comunità, e non c'è una strada alternativa, o se c'è qualcuno bisognerebbe che me la spiegasse, perché io non ho un'alternativa a questo. D'altronde, Mirella, chi oggi serve come forza lavoro non è nata 25 anni fa. Però quello che io sono molto preoccupata, sentendo anche le persone che hanno bisogno, ecco, di queste cure, di entrare in queste strutture, di strutture specializzate. Ad esempio io sto seguendo ancora questa famiglia dove si è ammalato il marito e il papà di 2 bambini, erano molto piccoli, uno aveva 10 anni e l'altro ne aveva 13-14, di Alzheimer, giovanissimo, ed essere stato messo in una residenza, come si chiamano, una RSA, per diversamente giovani, con tante patologie, ma non per lui. Questi bambini chiedevano alla loro mamma: ma cosa ci fa il mio papà con tutti questi vecchi? Ecco, non le sembra che sarebbe il caso di cercare di capire anche che strutture servono? Io ieri ho letto un servizio molto bello di un cardiochirurgo e ha detto una cosa importante: noi dobbiamo cercare di aumentare, facendo rete, facendo squadre, i servizi di specializzazione. Cioè un centro di specializzazione che può essere per il cancro, per il tumore, ci deve essere. Allora là vieni preso in carico dall'inizio alla fine e forse anche riusciamo a salvare le persone. Salvare le persone, specialmente i diversamente giovani, vuol dire fargli vivere gli ultimi anni della loro vita in maniera dignitosa, nonostante anche certe patologie. Non le sembra che abbiamo i pazzi che girano tranquillamente per le strade, ma non per colpa loro, perché qualcuno non ha capito l'importanza che invece devono essere curati in strutture adeguate? Ecco, un pericolo numero 1 per la società, perché ieri citavo quel personaggio squallido, ma alla fine per conto mio fuori di testa, lo dicevo, che ha ucciso sia la compagna che la bambina, nonostante fosse stato fermato dalla polizia 2 o 3 volte, nonostante le segnalazioni, questo andava messo in una struttura ed essere curato. Capisce che ormai o per l'Alzheimer, o perché è fuori di testa, o perché la famiglia non è in grado di gestire queste patologie, ne vediamo di tutti i colori. E quelli che soffrono sono i diversamente giovani, purtroppo. Non è che sia, ecco, è anche caduto, così andiamo benissimo questa mattina. Allora andiamo a vedere il servizio, questo importante servizio delle RSA, case di residenza RSA da Treviso. Andiamo a vedere. Andiamo ben oltre l'emergenza. Il combinato disposto di questa situazione avviene in che situazione? In una totale carenza e assenza di caregiver. Il secondo aspetto: siamo in totale assenza di risorse umane, quindi di personale, per dare assistenza sia nelle residenze che a livello domiciliare. Questi saranno anziani che hanno un potere d'acquisto sicuramente inferiore rispetto ad oggi. Il quadro che disegna il presidente dell'Unione regionale Istituti per Anziani, Volpe, è quello che lui definisce lo scenario di uno tsunami economico-sociale, di una tempesta perfetta. Oggi in Veneto gli ultraottantenni sono più di 382.000, nel 2050 supereranno le 670.000 unità. Di questi il 65% saranno anziani soli. Dovete immaginare che nel 2050 tutte le città di Verona, di Vicenza, Padova, Rovigo e Bassano del Grappa siano tutte abitate da anziani ultraottantenni. Numeri dietro ai quali ci sono anziani che avranno bisogno di strutture che diano loro la giusta assistenza. 10.000 quelli oggi in lista d'attesa per un posto letto. Servono ulteriori spazi, ma anche se questi ci fossero mancherebbe il personale. In Veneto attualmente servono 3.000 operatori sociosanitari in più.
non stiamo educando i ragazzi giovani a pensare che questo è comunque un lavoro importante, dignitoso e che sarà economicamente pagato. E oggi la soluzione, una parziale soluzione, è quella del mercato, dei mercati fuori dai confini italiani. Come riusciremo a reggere noi RSA se non abbiamo personale? E poi questo, cioè, rischieremo di dover chiudere reparti. La risposta all'interrogativo passa attraverso diverse soluzioni, da politiche per un invecchiamento attivo alla gestione dei flussi migratori per portare dall'estero personale da impiegare nelle strutture, e ancora la necessità di un sostegno economico per le RSA. Più in generale serve una maggiore attenzione per tutto il mondo degli anziani. Secondo paese più vecchio al mondo, nel PNRR non ci sia un centesimo per le strutture per anziani. Il problema è mettere nel primo, secondo, non lo so, dentro in questa benedetta agenda politica della regione e non meno dello Stato, mettere il tema anziani. Siamo il secondo paese più vecchio al mondo, noi non abbiamo un ministero per gli anziani. Allora, Presidente Volpe, non so se aveva sentito la mia domanda prima. Ecco, sì, l'ho sentita. Ecco, prego. Allora, vede, ha perfettamente ragione, tra l'altro il caso di cui citava lei, di quella persona con Alzheimer precoce, lo conosco anch'io molto bene. Il dato è sempre quello, però torniamo che per fare le guerre ci vogliono gli eserciti. Noi siamo i primi consapevoli che servirebbero, al di là di strutture, nuclei specializzati, c'è il tema del fine vita, dell'Alzheimer, che poi non dobbiamo confondere, anche questa malattia ha diversi stadi. Tu non puoi mettere assieme gente che ha il primo stadio con chi magari ha il terzo o quarto stadio della malattia. C'è il tema del Parkinson e c'è soprattutto un altro tema, che tutte le persone che stanno invecchiando e che invecchieranno a decine di migliaia nei prossimi anni sono persone che vivono sole a casa e che quindi non hanno neanche i caregiver. Però se noi non abbiamo gli eserciti, vuol dire il personale per poter costruire questi servizi, non andiamo da nessuna parte. Il fabbisogno, ma assolutamente c'è. Lei immagini quanta gente mi telefona ogni giorno per un posto letto, e l'attesa di un posto letto per un anziano, non è come essere in lista d'attesa per fare la cataratta, perché un anziano non autosufficiente a casa è un carico sulla famiglia che è spaventoso. Cioè, ci sono famiglie che un anziano non autosufficiente che non trova una risposta residenziale la devasta una famiglia. Io ho visto famiglie frantumarsi per questa condizione, perché non c'è più sabati, domeniche, notte, giorno, non c'è più niente, e tra l'altro con un carico spaventoso a carico delle donne. Io lo dico, mi permetta se stresso, si parla tanto della violenza contro le donne. Guardate che quello che sta avvenendo oggi sul carico assistenziale in capo alle donne è una violenza. Abbiamo Rinaldo, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Io da cittadino normale non capisco per cosa dicono che diventiamo vecchi, viviamo fino a 80 anni e su, ma non mi pare che sia una disgrazia, anzi abbiamo fatto di tutto per farmi diventare più anziani, darmi la possibilità di vivere di più, adesso si anni perché viviamo troppo, ma è una schifezza quello che dice, anzi ringraziamo il Signore che viviamo di più. È logico che un anziano non può vivere come un giovanotto, però se sta bene bisogna aiutarla la gente, perché noi altri vecchi siamo un peso sulla coscienza dei giovani. Ma cosa siamo Dio dire? Ma cosa siamo Dio dire? Che un figlio giovane da 30 anni che si in politica cappa 18.000 euro al mese, 18.000 euro al mese, paga tutto, è un povero disgraziato che va a lavorare una vita per fare l'Italia, non va niente. Ma che cosa siamo Dio di i vecchi? Facendo una puntura e moriremo tutti, e che via è il problema. A 70 anni la puntura e spariamo tutti. A 80 anni voglio vivere più che posso, invece la scienza che devo prolungare, che devo studiare per farmi vivere di più, adesso insomma c'è troppi, ci buttiamo in scuole, buttiamo via, ma siamo lì a parlare, non col cervello, ma bisogna mettere a posto l'Italia, noi bombe e guerre, vediamo miliardi di guerre,
E non siamo buoni a un povero anziano che va a lavorare una vita, a dargli una vita migliore negli ultimi anni. Non dico via, ma che sta tranquillo. Ma dai, è il nostro egoismo. Purtroppo il mondo va avanti così. Però mi auguro a tutte le persone che abbia il piacere di rivalerci anche a loro, perché rivalerci, noi siamo un posto di sapienza, siamo nati qua in miseria, non qua a fame, qua in miseria, e dobbiamo creare un Veneto fiorente, e adesso il frutto è ai giovani. Giustamente. Grazie Rinaldo, grazie, fammi andare avanti perché è arrivato anche l'altro ospite che ringrazio. Grazie Rinaldo, però devo continuare, se no non ce la faccio perché il tempo poi vola. Allora vi presento Pierangelo Curto, è un cuoco giovane. Questa mattina ho voluto mettere assieme appunto un esperto di diversamente giovani e un giovane, perché anche lui un domani diventerà diversamente giovane, perciò meglio prima di curare, meglio prevenire. A proposito, Curto, come vedi la storia dei diversamente giovani? Questa passione è arrivata dalla famiglia, magari anche dai nonni, oppure è nata così? E in realtà sì, sono da sempre stato in questo ambiente, in questo lavoro, quindi ho lavorato sia con la nonna che con la mamma. Capito? Esatto, quindi mi hanno trasmesso la passione e in tante cose quando magari lavoro mi rivedono nella nonna, no? Nella nonna? Esatto. Più della mamma la nonna? E diciamo che la nonna aveva l'estero creativo, quindi sì. Poi anche la mamma sicuramente ha messo la sua, però... Esatto. Ascolta, come vedi questo popolo ormai, perché ormai il popolo dei diversamente giovani ha superato voi i numeri, vedete. Ecco, secondo te, dopo parleremo anche della tua attività, ecco, siete vicini a questo mondo, capite che ognuno di noi dovrà fare la propria parte per cercare di farli atterrare dolcemente, non in questa maniera, non ci sono strutture, non c'è personale, cioè non è che questi possono aspettare una vita che qualcuno si decide a investire sui diversamente giovani. Ecco, se sono a casa da soli sono in pericolo perché vediamo cosa sta succedendo, ma se vanno nelle strutture hanno bisogno di strutture che siano adeguate. Come vedi la situazione? Cerchi anche tu di capire, visto che anche tu hai una famiglia che ha diversamente giovani. Prego. Ma diciamo che sicuramente la mia visione è un po' condizionata dalla mia età, nel senso che vedo che finché magari almeno le persone che mi stanno vicino, non diversamente giovani, lavorano, sono giovani. Poi sicuramente la pensione è una cosa meritata, bella, ed è giusto che arrivi, però non deve essere una scusa per lasciarsi andare, quindi si rimane giovani finché si ha qualcosa e un motivo per poi un obiettivo, qualcosa da fare durante la giornata di impegnativo. Se mancano le motivazioni si invecchia. E soprattutto nel mondo del volontariato noi vediamo i diversamente giovani, hanno una cultura diversa. Come mai voi giovani non vi interessa, non parlo di te, parlo in generale, ecco, il mondo del volontariato, aiutare il prossimo, cercare di dare il proprio contributo? Ieri qualcuno diceva ma questi ragazzi sono molto impegnati, devono lavorare, studiare, come fanno a fare anche volontariato? Andate a chiedergli ai Paralimpici. No, non è che non sicuramente ci interessa. Sì, però viviamo in un mondo diverso in cui siamo anche influenzati da un dinamismo diverso da quello che era una volta, quindi anche i social ci hanno influenzato tantissimo su altre cose, quindi non più magari più sulla solidarietà e volontariato, ma diciamo che sono un po' cambiate le cose, che sicuramente sono valori importantissimi che non bisogna dimenticare. Volpe, come commentiamo le parole di questo ragazzo di Pierangelo Curto? Perché mi sembrano parole molto ponderate e importanti. Prego. Bravissimo, bravissimo, perché ha rappresentato in modo corretto, molto educato, ma molto corretto, quali sono i problemi. Oggi la generazione dei ragazzi giovani, Mirella, sono i nativi digitali. Non possiamo pensare che un nativo digitale sia pari a noi che siamo nati in un'epoca in cui a malapena a casa c'era un telefono e una televisione in bianco e nero. Quindi noi dobbiamo mettere in campo azioni che siano completamente diverse. Ha fatto benissimo a fare il passaggio quello della vita post pensione,
E in questo siamo in ritardo strepitoso, ma la politica qui dovrebbe giocare una grossa partita sul tema dell'invecchiamento attivo. Le cito un esempio. A Vicenza l'Università della Terza Età è passata in 3 anni da 3.200 anziani che la frequentano a quasi 6.000. La ginnastica dolce, tutte le attività culturali, ci dovrebbero essere attività culturali che noi dobbiamo tenere fuori da casa gli anziani, dobbiamo tirarli fuori dalla solitudine, perché dobbiamo tenere lontano la condizione di non autosufficienza, e la solitudine è una delle principali cause che poi porta alla condizione di non autosufficienza. Voi immaginatevi di essere un anziano che ha 70 anni e vive in un condominio al 4º piano senza ascensore. Sì, appunto. Dove vai? Cosa fai le scale 4 volte al giorno? Il censimento degli anziani ultra 75 anni in questo paese, in questo Veneto, ma perché non lo facciamo? Si chiama prevenzione, chiamala prevenzione sociale, tu lo vuoi. Ma diceva benissimo lui, anche in termini del volontariato. Il volontariato è una cosa che tu la raccogli nel momento in cui la semini. Mirella, vuoi che parliamo nelle scuole oggi quante volte nei 5 anni di scuola superiore un prof o qualcuno parla a quei ragazzi di volontariato? Ne parliamo? No, Quindi ne parliamo con Maurizio da Conselve, se non mi cade la linea, poi continuiamo. Vai Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno Ciao. ai tuoi ospiti. Io vorrei fare una domanda importantissima al dottor Volpe. Allora, dottor Volpe, facciamo un esempio. In una famiglia di, diciamo, non modesta, abbastanza, che tirano avanti la baracca, ok? Adesso apro una parentesi, con questi prezzi che si sono alzati e tutto quanto, la famiglia non dico che va in ginocchio, ma ci manca poco. E hanno un anziano in casa con una pensione minima e non sanno dove metterlo su un RSA. Come fa questo anziano ad entrare su qualche RSA se si vede la sua pensione minimizzata? Chi è che lo cura? Chi è che lo porta? Come si fa a stare dietro a questo anziano? Ecco, mi spieghi lei come... Perché ci sono tante famiglie che hanno questo problema, ho sentito. Ecco, se mi può dare una risposta importante, grazie. Buona giornata. Ciao Maurizio, prego, dottor Volpe. La risposta io non sono un politico, io sono rappresentante di una situazione, le do assolutamente ragione, ma l'ho detto prima, ce ne sono 10.000 anziani in lista attesa per entrare nelle strutture. Se non vengono messe risorse da parte del sistema, soprattutto a sostegno di chi ha pensioni o ha redditi familiari insufficienti, non ho io la risposta la dovete chiedere alla politica che vi chiede i voti. Io ieri sono andato in Consiglio regionale per il bilancio, ahimè non ci sono risorse aggiuntive sul bilancio regionale per l'anno prossimo, però in questi giorni noi stiamo pagando il gas, l'energia elettrica e quant'altro, dobbiamo rinnovare i contratti di lavoro dei nostri ragazzi e ragazze che meritano aumenti salariali, ma se non ci sono risorse, cosa facciamo? Ripeto, questo è un paese, il secondo paese più vecchio al mondo, in cui ci siamo, dico tutti, ma anche con responsabilità diverse, comunque la politica si è dimenticata di questa popolazione che invecchia, e ha ragione anche chi ha telefonato prima. Siamo fortunati di aver allungato la vita. Io cerco di occuparmi di quella parte finale della vita dove la condizione di autosufficienza viene meno. Per quello vi dicevo prima anche tutto il tema dell'invecchiamento attivo. Però lo vedo io, le famiglie che hanno i nostri anziani nelle strutture ce lo dicono che hanno difficoltà nel pagamento delle rette, cose di questo tipo. E guardate che più andiamo avanti, più il problema sarà grande, perché chi va in pensione domani andrà in pensione col metodo contributivo, quindi avrà una pensione con un potere d'acquisto inferiore a quella di oggi. Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno Ciao. ai tuoi ospiti. Niente, io volevo dire, ma l'ha appena detto il signor Volpe, che con 700 euro di pensione vai nelle RSA, ti servono 3.500 euro al mese come minimo. Come si fa? Come si fa queste rete che si sono alzate e dopo
non c'è personale e questi penso che non siano, cioè saranno curati, però ho le mie perplessità di questi anziani sulle RSA, che io me lo tengo a casa finché posso e dopo chissà che il Signore apra una porta e che ci chiami tutti e due, perché adesso ti auguri questo, di andare al mondo di là, perché non si va più avanti, no? Queste strutture che costano 5 stelle, un albergo 5 stelle. Grazie, arrivederci, buona giornata. Cara Nadia, guarda, condivido in pieno quello che hai detto, ma quello che mi spaventa è che queste cose sono state presentate alle regioni da anni, lo diceva Volpe quando veniva ospite anche in presenza, che non è che loro si girassero dall'altra parte e non dicessero i problemi che stavano arrivando, però qualcuno non rispondeva, se ne infischiava. L'obiettivo non era aiutare il diversamente giovane, erano gli altri gli obiettivi. Non è che non possono dire che non lo sapevano, Presidente Volpe, ma soprattutto quello che mi preoccupa è che sta succedendo come nella sanità. Il privato sta facendo business con questo problema delle RSA. Si sta privatizzando anche questa realtà. Non le sembra che stiamo esagerando un pochino, Presidente Volpe? Che se anche il diversamente giovane diventa un business e se hai tanti soldi puoi curarti, non c'è problema, perché questo sta succedendo. Basta vedere chi può pagare e chi non può pagare. Chi può pagare un posto lo trova di sicuro, Presidente. Questo è scritto, c'è niente, non possiamo dire che non è vero. Però io penso a quelli che non possono pagare, quando sento ma si paga poco da noi, sono aumenti minimi, vai a dirglielo come dice a quelle persone che veramente non riescono neanche a gestire i 600, i 700 euro, ma interviene la regione, perché sapete che se non ce l'ha fatta dovrebbe intervenire la regione, sì, ma quando? Con le liste che ci sono? Allora, Presidente Volpe, chi è che non ha ascoltato, secondo lei, in tempi non sospetti, per veramente investire su quello che c'era bisogno? Perché i numeri ce li avevano, le date di nascita anche, il personale anche. Prima si andava in pensione a 67 anni, adesso l'hanno portato a 70. Ecco, però ricordiamo quando si andava in pensione a 40 anni. Oppure 15 anni, 6 mesi, un giorno, 14 anni, 6 mesi, un giorno. Cioè noi dimentichiamo sempre il passato e adesso ne stiamo pagando le conseguenze. Prego Volpe. Ma sostanzialmente voglio dire due cose. La prima, sento parlare di queste cifre dirette, fortunatamente sono limitate a qualche decina. Oggi in Veneto su 33.000 posti letto, 27.000 sono cofinanziati dalla regione e su questi la retta media è intorno ai 1.700-1.800, poi è vero ci sono 5.000 posti che non sono finanziati dalla regione e lì è libero mercato e c'è una forte speculazione. Io sono uno di quelli che tra l'altro sta combattendo anche questo fatto che in questa regione negli ultimi 3 anni sono stati autorizzati quasi 4.000 posti privati, non perché non abbia rispetto del privato, ma perché credo che nel momento in cui autorizzi posti letto dovresti anche trovare le coperture per evitare poi queste situazioni, ma questo è un tema politico che qui sarebbe molto ampio da sviluppare. In realtà è altrettanto vero, Mirella, che a 3.500 euro al mese, sì, ho la possibilità di avere 3.500 euro al mese a disposizione, non vado in struttura, mi prendo a casa 2 badanti, solo il dato oggettivo. Guardate, in casa di riposo i ricchi, tanto per essere franchi, non ci sono, che si arrangiano a casa loro. Quindi il tema è che noi queste cose le sapevamo. Io credo, l'altro giorno a un'intervista in TV il giornalista mi ha detto vorrei tirar fuori la sua intervista fatta qui 18 anni fa e riproporla. L'unico problema è che aveva i capelli, perché sto dicendo esattamente le stesse cose. Io sono un pappagallo ormai, perché quello che vado dicendo oggi, ho detto nel 2000 mancheranno infermieri, sono passati 25 anni e si è avverato. Ma perché? Perché bastava guardare i numeri. La demografia, la matematica non è un qualcosa che puoi interpretare in termini politici o ideologici. La statistica e la matematica ti danno dati certi. Punto. Cioè, lo sapevamo.
e l'errore grandissimo è stato quello di non considerare dentro al sistema previdenziale di questo Paese una quota nella contribuzione che viene data che fosse destinata a un fondo nazionale per la non autosufficienza. Quindi durante la vita lavorativa una minima parte della previdenza che si versa, riservarla alla costituzione di un fondo nazionale. Oggi avremo a disposizione delle grandi somme per intervenire, però non abbiamo fatto neanche questo. Presidente, lei ha detto nelle strutture, nelle RSA non ci sono i ricchi, ma ci sono nei co-housing però. Allora perché non pensare a dei co-housing, a dare la possibilità anche a quelli che non hanno 3.500 euro di pensione di creare queste strutture? Io penso, Presidente, a tutti quei meravigliosi lasciti che hanno fatto e che hanno lasciato i mecenati, alla comunità che poi furbamente la politica ha cambiato, li ha venduti, invece di ristrutturarli e di creare, ecco, per il futuro un bene per la comunità. Allora è inutile che vengano a dire ma la politica, sempre la politica, no, perché siamo stati noi forse a ridurre il paese in queste condizioni. I lasciti erano quasi sempre destinati per la comunità. E invece cosa avete visto? Alberghi a 5 stelle, grandi ville. Allora si può continuare a non vedere quella che è la realtà. Io continuo a sentire anche qua nella mia città appartamenti di lusso, negozi di lusso, e i giovani? E i diversamente giovani dove li mettiamo? Ecco, le coppie non si sposano e dove vanno? In affitto o prendere un mutuo, un appartamento? Ieri una ragazza mi ha detto è impossibile prendere un appartamento, sono delle cifre folli, come facciamo con gli stipendi che abbiamo? Però il lusso va alla grande, gli appartamenti e gli attici non fanno tempo neppure a finirli che sono già venduti. Allora capisce, Presidente, che qualcuno dovrà pure intervenire. Sentiamo cosa ne pensa anche Pierangelo Curto. Lei ha un'attività, ecco, gli affitti sono, non so se in proprio, in affitto, ma cosa si dice nel settore? I costi sono altissimi, adesso avete sentito la benzina, il diesel, da mettersi le mani nei capelli, il diesel, poi sono quasi tutti, anch'io col furgone che ho il diesel a mettersi le mani nei capelli, dico ragazzi piano, andiamo in giro, piano mi raccomando, perché fare un rifornimento è da darsi le mani, veramente mettersi le mani nei capelli, prego. Personalmente io non sto cercando casa e appartamento, però ho 2 sorelle e una lo ha trovato dopo 8 anni di ricerca. Dopo 8 anni? L'altra gemella invece non è ancora riuscita a trovarlo, quindi è un problema anche non solo magari qui a Treviso o in città, ma anche a Cisona, Follina. E secondo te cosa è successo? Ecco, come anche questo anche voglia di cercare una propria autonomia, però per fare la propria autonomia deve avere un lavoro anche dignitoso che ti permette anche a sopperire delle spese importanti, perché sennò uno come fa ad andare via da casa con lo stipendio che se non ha una professione molto elevata? Cosa dici? Sicuramente al giorno d'oggi c'è questo problema, però tante volte magari avere la propria autonomia ne va anche della propria salute mentale, quindi magari si mette da parte un po' quella che è il fattore economico per cercare di trovare del benessere personale. Allora andiamo a vedere anche l'attività di questo ragazzo che è molto importante, lui è un cuoco, così stacchiamo un po' la spina perché sennò veramente è da spararsi nel vero senso della parola, sentendo anche quello che ha detto il Presidente Volpe. Avevo i capelli quando dicevo le cose che avevo adesso è completamente rasato, perciò penso siano passati degli anni. Andiamo a vedere la storia di Pierangelo Curto raccontata dal nostro Tommaso Razzolini che me l'ha fatto conoscere. Siamo a Valmareno di Follina con Pierangelo che ci racconterà appunto la sua passione e la sua attività sia nel mondo dell'alimentazione e quindi della cucina, sia nel mondo degli animali con i cavalli e i cani. Sono Pierangelo Curto e lavoro qui nell'agriturismo di famiglia, l'agriturismo La Dolza, e nel weekend principalmente mi occupo di lavorare in cucina, dove trasformo i prodotti che vengono prodotti durante la settimana nell'azienda agricola. Nel
mi occupo soltanto di cucina quando posso e che la cucina me lo permette, e vado fuori, faccio escursioni o passeggiate con i cavalli oppure con i cani. Gli animali sono sempre stati con me fin da quando sono piccolo, quindi sono proprio una parte di me, non riuscirei a starne senza, perché rendono tutto veramente più bello. Fin da piccolo ho sempre dato una mano a mia mamma in cucina e lì è nata un po' la passione per i lievitati in particolar modo, e poi con la scuola, con gli stage e anche in ristoranti dove mi hanno permesso appunto di sviluppare questa passione incentrata sui lievitati, ho potuto applicare la tecnica e quindi fare della mia passione un lavoro fatto in modo molto professionale. Dopo l'alberghiera mi sono preso un anno sabbatico per dedicarmi alla cucina e agli animali. Poi mi sono iscritto all'università, ho fatto Scienze e Cultura della Gastronomia, e durante appunto questa triennale ho avuto anche la possibilità di fare uno stage all'Osteria Francescana, dove lì ho appunto avuto modo di lavorare con il cuoco che si occupava del pane, e mi ha aperto un mondo, e da lì è esplosa la passione per quello che riguarda i panettoni e i lievitati prodotti da forno. Io mi occupo della cucina, abbiamo Denise che si occupa dei vini, è la sommelier della sala, e Josephine che è addetta all'accoglienza. Bisogna avere tanta passione, perché ci sono delle mattine che se non c'è quella non ti alzi dal letto. Il messaggio che voglio lanciare è a tutti quanti quelli che hanno una passione di proseguire nella propria passione, quindi magari può essere un'idea trovare qualsiasi modo per proseguirla, perché non esiste una sola strada per arrivare all'obiettivo o comunque a ottenere e fare ciò che piace, ma ci sono diverse strade che ti possono portare a raggiungere il risultato. Questo è sicuramente un bel messaggio positivo per tutta la nostra zona, perché si dà appunto valore a questi giovani che si impegnano, e quindi Pierre, Denise e Josephine sono sicuramente in prima linea per la promozione del nostro territorio, portando avanti comunque una tradizione di famiglia. Eh sì, veramente, guarda, ci hai veramente fatto staccare la spina, Pierangelo, perché è bellissimo intanto i posti che abbiamo, come li sapete valorizzare, poi oltretutto queste meravigliose creature, guardate, sono stupendi. Gli animali, si parlava prima con Pierangelo, tutti, anche adesso se voi guardate gli insetti, sono veramente dei capolavori della natura, non ci rendiamo neppure conto cosa fanno tutto il giorno, come lavorano instancabilmente. Pensate alle api, ad esempio, non uccidete le api se le trovate, per cortesia, fate una cortesia. Ecco. Però Pierangelo, quello che volevo anche capire, perché non cercare, ecco, di cambiare, come dice, lo cito sempre, tutti i giorni ormai, il professor Gerosa, cambiare la piramide, nel senso dare l'opportunità anche a questi diversamente giovani di spostarsi. Li avete visti là fermi, immobili su queste case? Io capisco che ci sono delle persone che non possono muoversi, che hanno... Però io guardate che ne vedo che potrebbero veramente uscire, ma tranquillamente. Secondo me c'è qualcosa che questa catena, madonna, se io devo ridurmi così, guarda, Presidente Volpe, anche no, per carità, anche no, ha ragione Giusy a sto punto. Perché veramente non siete in grado di gestire questo diversamente giovane. Abbiamo dei centenari che sono come avessero 70 anni. Avete sentito anche l'ultima, 106 anni, non so, ecco, suona il pianoforte, dipinge, e quando toccherà morirò, ma intanto sono qua vivo. Cioè non è che forse dobbiamo cercare di fare qualcosa in più, perché ormai i numeri sono quelli, dobbiamo cercare veramente di dare una svolta alla vita di queste persone. Cosa dici, Pierangelo? Beh, allora gli animali sicuramente possono essere la soluzione. Ieri mi è capitato, mentre facevo una passeggiata a cavallo, di trovare appunto una signora di una certa età, che lei è la più anziana in Veneto a fare gare di cavallo. Ma dai! Sì, e mi raccontava che appunto ha avuto un incidente un paio di anni fa e che l'ha impedito appunto di continuare con queste gare, però adesso sta facendo di tutto, dall'agopuntura ad altre pratiche, insomma, per rimettersi in sesto e ricominciare. Lei era lì in questo, si può dire, prato,
io stavo passando col cavallo, con il suo cavallo, e stava addestrando il cavallo in ottica per reiniziare e ricominciare. Quindi sì, davvero magari il cavallo o comunque l'animale, può essere un cane, più facile da tenere, possono essere un aiuto. Certo. Allora, Presidente, possiamo cambiare un po'? Ecco, è caduto l'altra volta. Voi trovi che stai a collegamenti in auto, a parte che succede anche se non sono in auto, ma non importa. Allora, andiamo a vedere anche questo servizio di Volpe con i diversamente giovani. Mi hanno scritto un'altra parola, ma io li chiamo diversamente giovani. Andiamo a vedere il servizio. In Veneto ci sono 900.000 persone sopra i 70 anni, praticamente una ogni 5 residenti, e il dato crescerà a breve quando invecchieranno tutti i nati nel periodo del boom economico. Per la popolazione anziana serve fin da oggi uno sguardo diverso, come chiede alla nuova amministrazione regionale il presidente veneto di Uripa, Roberto Volpe. Attenzione. Penso che la cosa più importante in questo momento sia chiedere attenzione e chiedere che il tema anziani, il tema carenza di personale, il tema risorse siano messe ai primi punti dell'agenda del nuovo governo regionale. Il messaggio è rivolto, oltre che al presidente Alberto Stefani, all'assessore alle politiche sociali Paolo Roma, il cui referato è stato separato da quello alla sanità. L'attesa c'è, e l'altra cosa è che io spero veramente che la Regione del Veneto torni ad essere protagonista al tavolo nazionale su questi temi della conferenza delle regioni. Le residenze per anziani, case di riposo come si diceva un tempo, hanno numeri in crescita come del resto la popolazione di quell'età. 34.580 i posti letto nelle 347 strutture del Veneto, e qui parliamo di anziani mediamente ultra 83-84 anni l'età media, quindi ultra ottantenni. Parliamo del 95% di ospiti in condizioni di non autosufficienza, parliamo del 65% di anziani che hanno disturbi del comportamento con i vari gradi. La maggioranza degli ospiti non riesce ad alimentarsi in autonomia e poi ci sono 10.000 persone e le loro famiglie in attesa di un posto letto. Il futuro purtroppo non è per nulla roseo. La cosa è certa, sarà una tempesta perfetta, uno tsunami. Dobbiamo solo cercare di contenere questa onda d'urto, perché se pensiamo che i 370.000 ultraottantenni di oggi nel 2050 saranno 670.000, dobbiamo immaginare che in Veneto nel 2050 tutte le città di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo e Bassano del Grappa siano tutte abitate da anziani ultraottantenni, e soprattutto sono questi numeri caratterizzati dal fatto che questi 670.000, il 65-68% saranno soli. Allora, Presidente Volpe, Pierangelo Curto deve farle una proposta molto interessante a mio avviso. Prego Pierangelo, cosa vuoi dire a Volpe? E stavamo parlando appunto che noi nel nostro agriturismo proponiamo la fattoria didattica per i bambini, quindi facciamo dei centri estivi d'estate, e perché no? Perché non avvicinare anche gli anziani agli animali tramite la fattoria didattica? Fare una fattoria didattica per i diversamente giovani. Presidente, vede che qualcosa i giovani hanno da dire se li ascoltiamo? Prego Presidente. Allora, anzitutto complimenti, avevo visto una cosa molto bella. Farne di nuove non serve, basterebbe utilizzare quelle che ci sono. Certo. Ma se lei si ricorda prima, io vi ho parlato di tutto il tema dell'invecchiamento attivo, delle politiche di invecchiamento attivo, perché è fatica a portare un ospite delle nostre residenze nelle condizioni di non autosufficienza, avete sentito i dati di prima. Però bisogna utilizzare questi spazi e queste iniziative e queste passioni per tenere, come dicevo prima, gli anziani che sono ancora potenzialmente attivi, che non si rinchiudino all'interno delle case a morire di solitudine. Cioè noi quei numeri di cui parlavamo prima, noi vinciamo se riusciamo a far sì che di quei 670.000 ultraottantenni una minima parte abbia una condizione di non autosufficienza. Per cui il tema dell'invecchiamento, vi ho citato prima l'Università della Terza Età, spazi culturali, visite alle fattorie didattiche, come questa, cioè sono tutte iniziative che riguardano un settore dell'invecchiamento attivo su cui deve concorrere la politica, gli enti locali, il volontariato,
tanti altri modi, ma è una fetta di popolazione che dobbiamo farci carico subito, se no poi capita quello che è già capitato, che non ci siamo preoccupati di una popolazione che invecchiava, e oggi ci troviamo ad avere 10.000 anziani in lista attesa che potenzialmente potrebbero essere 5.000 se li avessimo intercettati prima e sostenuti con politiche attive. Quindi, ma io sono il primo, facciamo qualche evento in qualche struttura legata a queste cose, però capite bene che ormai la non autosufficienza dentro una struttura per anziani, guardate, le nostre strutture oggi, e va detto con chiarezza, sono i reparti di geriatria dell'ospedale che non ci sono più e che c'erano 20 anni fa. Noi abbiamo una vita media, una presenza media di ultra 85 pluripatologie e condizioni, avete sentito, il 65%, 60-65 sono disfasici, 60-65 no, ma Presidente, lasciamo perdere qui, parliamo di quei che sono ancora attivi, perché quei che è come quando parliamo di ragazzi, cerchiamo di parlare di quelli bravi. Perché l'ho appena detto. Vabbè, Presidente, ma bisogna agire, allora le strutture le abbiamo, il mondo del volontariato c'è, forse la politica invece di dare 1 milione all'anno a qualcuno, come ha deciso di fare, avesse impiegato i soldi in questo, ma agendo, non facendo parole o progetti che sono pieni gli uffici di progetti buoni, anche a costo zero a volte, forse avrebbe fatto una buona cosa, perché qua si parla, mentre il giovane ha detto: io ho questa struttura, faccio fattoria didattica, perché non farla anche per queste persone? Le persone le abbiamo, il mondo del volontariato c'è, i soldi andiamo a chiederli da chi li ha, perché i soldi ci sono, Presidente, non è vero che i soldi non ci sono, i soldi ci sono. I soldi del PNRR erano destinati al terzo settore, li hanno deviati per fare cose che non servono e adesso non sanno più cosa fare. Pubblicità. Ah no, abbiamo Gianfranco da Cesalto, aspettate, Gianfranco. Sì. Scusa Gianfranco, ma non ce l'ho col Presidente, lui lo sa, però il sistema è collassato, bisogna cambiarlo, non c'è niente da fare, bisogna cambiarlo. Vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno ai suoi ospiti. Volevo rivolgermi al Presidente. Signor Presidente, anch'io sono un anziano e da qualche anno, quando sento queste cifre, come le sta descrivendo anche lei, mi sono preoccupato, perché fare una struttura pubblica tra carte, sopra carte, ci vuole decenni, e pertanto io avevo pensato una cosa: perché noi anziani in forma volontaria, chi vuole andare, fate delle convenzioni con i paesi esteri, tipo Marocco, Algeria, Tunisia, tanto vede lei in macchina, i nostri figli non verranno neanche a trovarci, faremo le videochiamate come lei, adesso vedo io da casa, vedo lei in macchina e tutto. E lì ci costano molto meno e risparmiamo anche la struttura e tutto. Cosa dice lei? Buongiorno e grazie e buon lavoro. Te lo dirà subito dopo la pubblicità, perché ho forato. Allora sentiamo come risponde il Presidente Volpe, Presidente Uripa, perciò parliamo di residenze, a quello che ha sentito e anche al nostro Gianfranco da Cesalto. Prego. Io dico, ognuno poi è libero di scegliere come avere la vecchiaia. Io vorrei invecchiare nel mio Veneto, nella mia città e possibilmente a casa mia. L'ultimo dei pensieri è andare in Marocco o altri posti. Abbiamo visto comunque in questi anni anche il fenomeno della migrazione verso il Portogallo. Gli anziani attratti da condizioni fiscali favorevoli sono scelte. Uno può fare la scelta che nell'ultimo percorso, in una delle parti più belle della vita, se la vivi bene, che è la vecchiaia, scegliere di andare. Abbiamo visto anche qualcun altro tornare, perché poi dinanzi all'invecchiamento, quello pesante, lì non c'erano strutture in grado di rispondere. Però la soluzione, non troviamo una soluzione fuori dai confini del paese. Dobbiamo sensibilizzare tutti, la politica che abbia più attenzione. Io l'ho detto nel servizio di prima, sentivate, deve essere un argomento, un tema che va nell'agenda politica. Il problema è che non è neanche in terza pagina dell'agenda politica. Questo è il vero problema. Glielo faremo sentire, ecco, batteremo forte
bisognerebbe fare rumore, bisogna fare molto rumore. Il problema è che sono molto furbi in politica perché sanno che i diversamente giovani fanno poco rumore, purtroppo. E questo è il grande problema del popolo italiano, che fa poco rumore, e loro lo sanno benissimo e come lo sanno. Allora sentiamo anche, visto che abbiamo sentito e parlato di lievitati, che abbiamo visto il panettone, ma adesso stacchiamo la spina perché è tempo di colomba, di focacce. Ecco, questa Pasqua come si presenta? Ecco, che profumo senti? Perché stacchiamo un po' la spina, perché sennò veramente stamattina quei dati che abbiamo sentito veramente, pensate voi di diventare così? Mamma mia, prego. Sì, stanno iniziando a sfornare le prime colombe, quindi adesso... Classiche? Classiche, sì, sicuramente il gusto più buono, quello del gusto arancio. E poi di tanto in tanto, siccome noi facciamo anche somministrazione in agriturismo, faccio qualche gusto, diciamo, un po' più particolare. Ad esempio? Questo weekend ho fatto con le nostre pesche candite e gli amaretti. Fatti quindi ho preparato dei mini amaretti e messi all'interno dell'impasto della colomba con i cubetti di pesca, e poi serviti con la nostra ricotta. Quindi una crema di ricotta come quella che si trova all'interno del cannolo siciliano, quindi una ricotta con lo zucchero e a fianco la fetta di colomba. Presidente, portiamo questi diversamente giovani a mangiare questa colomba. Io ne ho portato più di 150 un giorno, pagati da noi, Presidente. Pagati dai veneti schiacciati dalla crisi col 5 per 1000, gli ho fatto staccare la spina. Se qualcuno mi avesse detto vuoi un aiutino, Mirella, magari economico, se ne avessi trovato uno, e sapevano tutti, ma noi abbiamo pagato, si sono divertiti, hanno staccato la spina, e poi sa, Presidente, quanto belli erano, se le donne specialmente, si erano tutte preparate. Per loro raccomandassero non so dove, siamo andate proprio con Razzolini a Valdobbiadene. Capisce, Presidente, che bisogna cambiare, bisogna cercare di fare umore portandoli, facendoli vedere, ecco, questo 5 per 1000 che io ringrazio tantissimo, che mi fa fare delle cose più sparate. Poi qualcuno mi dice ma sei fuori di testa? No, non sono fuori di testa, perché io vorrei così, vorrei essere portata, e penso anche voi a casa, fare un bel giro, adesso con la bella stagione. Presidente, vorrà mica dirmi che non troviamo i soldi per fare un pranzo con questi diversamente giovani? Oh no, oh no. Allora aspetti, perché abbiamo Paola da Padova. Vai Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie di tutto, compreso sto argomento così dimenticato purtroppo, perché qualcosina per i giovani, ben poco, comunque viene fatto. Parlo per Padova, visto che è una realtà che conosco. In un anno sono stati creati 2000 posti per i studenti, tra i quali è stato acquistato un hotel a 5 stelle, super lusso, che è l'hotel delle Calandre, faccio anche il nome, che è il ristorante più caro d'Europa, dove una cena si paga dai 500 euro in su. Quindi è sempre troppo poco, però almeno la fiamma della speranza, mentre per i diversamente agili, diversamente giovani, qua veramente c'è quasi il nulla. Allora giustamente diceva quel bravissimo ragazzo, fattoria didattiche, sì, però bisogna rivarghe, perché appunto purtroppo ci sono tante realtà dove non c'è l'ascensore, la seggiolina costa per 4 piani 35.000 euro, dopo in 10 anni, che uno non sa neanche se è ancora vivo, ti vengono restituiti il 50%, però tanto bisogna averli. Quindi da fuori. Poi purtroppo, avendo tante patologie, la salute è quella che è, non è che hai le patologie gratis, i problemi ci sono, quindi hai bisogno di una persona, specialmente in determinati giorni, che ti dia una mano. Cioè se tu telefoni, almeno a Padova, ripeto, all'Auser, allora personalmente le mie patologie più sono state rovinate, che ho detto già un'altra volta, per un intervento ortopedico che potevano evitare, di conseguenza non sono più autosufficienti o comunque in minima cosa. Non ho figli, sono sola, marito morto all'improvviso, anche qua altro problema. Lo Stato che cosa mi aiuta? Mi aiuta dimezzandomi la pensione, che io ho solo la reversibilità. Ho solo la reversibilità non perché
abbia fatto la spensierata, ma perché ho lavorato. Dopo 16 anni di contributi versati che non mi sono stati naturalmente riconosciuti, ho smesso di lavorare per accudire per più di 20 anni, 2 genitori, uno con l'Alzheimer e l'altro paralizzato. E come mi sta aiutando lo Stato? Dandomi solo la reversibilità, cioè praticamente metà della pensione che mi spetterebbe, perché è vero che i contributi li ha versati il marito, però il marito non avrebbe potuto lavorare 14 ore, 15 ore al giorno se non avesse trovato tutto pronto, cioè l'aiuto della moglie, che sarei stata io. Quindi che cosa voglio dire? Che veramente, Mirella, forza, tu che hai ancora forza, urla questo grido di dolore, di solitudine, perché anche le cure, l'agopuntura, cioè è sempre una questione di soldi, cioè non è che l'agopuntura, lo so, potrebbe aiutarmi e potrebbe aiutare tanti, ma sono 100 euro ogni volta, che vuoi almeno 20 sedute e anche arrivarci a fare queste sedute. Quindi grazie a tutti e grazie anche al dottor Volpe, che è semplicemente meraviglioso, e grazie a tutti e andiamo avanti così, che la situazione è veramente disperata. Brava Paola, un abbraccio, sai cara Paola, un abbraccio grande. Vedi Paola, però abbiamo anche dei professionisti che potrebbero venirti a prendere, penso alla Croce Rossa, se qualcuno ha dei problemi abbiamo anche la Croce Rossa, abbiamo associazioni di volontariato con dei professionisti veramente importanti, il problema è che non ci chiamano perché dobbiamo stare divisi, così ognuno ha il suo posto, così meno rompiamo e meglio è, perché dopo passi per rompi, ma cosa vuoi a quea, ma dove vuoi andare? Quea, hai capito? Ma che arrogante che sei quea. Presidente, come ci saluta e come risponde la nostra Paola? Beh, intanto la ringrazio per le parole. Poi vede, questa è la persona che ha rappresentato benissimo qual è la realtà di oggi, che è figlia di un passato che non è stato preso in considerazione. Ci sono delle cose assurde, però lei ha rappresentato benissimo il fatto di essere sola in una casa che probabilmente vivrà in un piano senza ascensore, e quello che le dicevo prima, la signora trasmetteva un sentimento di solitudine per la quale bisognerebbe prenderla e portarla a vivere col suo ospite in quella fattoria didattica. Probabilmente rinascerebbe. Questo cosa vuol dire? Che il tema va affrontato. Ecco, il tema va affrontato, se casca un'altra volta, allora lo affronteremo un'altra volta. Allora sentiamo invece come ci saluta Pierangelo Curto, lo inviteremo ancora, magari con una ricetta particolare, con una colomba particolare, che così magari anche a casa quelli che non possono uscire si divertono e magari imparano. Prego Pierangelo, come vuoi salutarci, cosa vuoi dire? Beh, sicuramente è stata un'esperienza partecipare a questa intervista. Ti è piaciuto? Mi è piaciuta, sì. Sono Ho visto un mondo che non conoscevo. Sì. E è sempre bello a fare nuove esperienze e vedere anche, uscire dal proprio mondo e vedere anche quello degli altri. Ascolta, una cosa velocissima, ecco, una ricetta velocissima, un antipasto velocissimo per Pasqua, dai, tu che sei bravo. Allora, con gli asparagi sicuramente adesso si inizia la stagione, quindi semplicemente pelandoli e facendoli bollire in acqua, e una buona grattugiata, poi sbollentati, tolti, grattugiata di formaggio e gratinata al forno. Semplice, gustosissima, esatto. Non c'è niente di più buono che del formaggio cotto e con un prodotto di stagione. Avete capito? Grazie veramente, grazie a Pierangelo Curto, questo cuoco, ma soprattutto questo posto meraviglioso che forse riusciremo ad andare a vedere. Grazie anche al nostro dottor Volpe, il presidente Uripa. Pubblicità. Abbiamo altri graditissimi ospiti, abbiamo in presenza Laura Pupato, associata EFFATA, sentiremo cos'è questa storia, e Marco Guarda, che è il presidente di questa associazione. Buongiorno, grazie di essere qui, ben ritrovata Laura Pupato, era un pezzo che non ci confrontavamo ed è molto importante perché è una politica di lungo corso.
perciò lei non gliela possono raccontare come vogliono, ecco, perché poi lei sa come sanno le cose, voi no a casa, ma lei sì. Dice prima Mirella, cosa fai? Sto urlando, ormai urlo tutte le mattine, perché forse in questo paese bisogna urlare per farsi ascoltare, perché fino adesso siamo stati tranquilli, buoni, scusa, posso... anche no, ormai nel 2026, visto come siamo messi. Però prima di tutto, Laura, vorrei sentire il presidente di Fatah, cos'è questa associazione, che tu sei socia, però capire perché è qua. Prego, presidente. Certo, allora io sono presidente perché serve un presidente, ma mi piace definirmi volontario, esattamente come Laura e come l'altra decina di volontari che abbiamo. Fatah è un'associazione, un'organizzazione di volontariato tecnicamente, quindi l'ex Onlus, esatto, giusto perché ci piace. È un'associazione che ha come statuto sociale quello di fare del bene, quindi lavoriamo solo sul sociale. È una non profit, non abbiamo la possibilità di spostare o deviare soldi che non siano sul sociale, sulla beneficenza e sull'aiuto sociale. È importantissimo. Nasciamo per un discorso sostanzialmente attorno a una figura che poi descriveremo meglio, perché siamo qui per quello, che è quella di Silvia Marcolin. È una ragazza di Montebelluna di 30 anni che ha deciso di dedicare la sua vita ai soprattutto bambini, comunque alle persone bisognose in Africa, in Uganda più precisamente. Noi siamo Fatah Italia e abbiamo organizzato questa associazione qui proprio per gestire in Italia tutte quelle situazioni burocratiche, economiche, finanziarie e di trasparenza che servono per portare avanti questi progetti. Allora, prima di dare la parola a Laura Pupato, vediamo questo servizio che così capiamo bene anche chi è questa donna, naturalmente una donna, non a caso, è una donna che è andata là per aiutare. Una grande donna. Terza settimana, continua il nostro viaggio con Silvia. In questo viaggio attraverso l'Uganda a volte si raggiunge un posto senza sapere esattamente cosa troveremo e questo ci permette di non avere aspettative e di mettere a riposo i giudizi. Negli ultimi giorni ci hanno ospitato le terre del nord Uganda, Oyam, nel distretto di Lira. Dopo un lungo viaggio siamo giunti in un villaggio di nome Tit. Ci hanno accolto i canti e le grida gioiose di donne pronte a curare ogni momento della nostra permanenza. Dove siamo, Silvia, qua? Nel villaggio di tutti. Ci sta preparando la cena la signora per questo cibo? Soia. La soia. La pena. Sono sempre appartengono sempre, sono dei legumi che appartengono alla famiglia dei fagioli, molto piccoli in dimensioni. E poi preparano la farina per poi cucinarla con la farina di arachidi per fare una sorta di salsa che poi mangiano con le patate dolci, il mais. Con il poco che hanno, queste donne riescono a creare piatti deliziosi. Alla sera ci preparano il falò e ci servono la cena. Ogni occasione per mangiare è anche occasione per pregare. Questa grande famiglia è devota a Dio e lo dimostra con la dedizione verso il prossimo. Sono venute molte famiglie dai villaggi vicini, nella speranza che Silvia, dell'associazione Fatah, potesse fare qualcosa per i loro figli. Il tipo di aiuto che lei offre è trovare amici che possano sostenere la scuola o le cure mediche di chi vive in situazioni di precarietà e bisogno. Abbiamo avuto modo di osservare come Silvia mette a disposizione in tempi brevi tante risorse per i più fragili. Abbiamo visto albe e tramonti irrigare i profili delle piccole capanne di paglia e fango e ci siamo meravigliati di come le stelle prendevano il sopravvento in notti prive di luce artificiale. Le persone di Tit ci hanno invitato a danzare con loro e a condividere il loro sentire e in quel momento, nonostante migliaia di chilometri, ci siamo sentiti a casa.
Bellissimo, complimenti a questa donna, bravissima, veramente complimenti, giovane, avete visto? I giovani, eccoli qua i giovani, quali sono i giovani? Pierina, dopo andiamo da Laura Pupato, vai Pierina da Treviso, caduta la linea, perfetto. Laura, prego. Allora, ci siamo innamorati evidentemente ed è per questo che parecchi anni fa lei ha avuto un'esperienza, ti stavo dicendo 10 anni fa, con Papa Francesco in Spagna, con questo raduno dei giovani, e lì ha sentito di dover partire. E, siccome appunto a San Gaetano di Montebelluna c'era già una persona che poteva far da riferimento, si è recata in quel territorio, è rimasta per alcuni mesi d'estate, lei nel frattempo si è laureata, eccetera. E poi da 6 anni ormai stabilmente abita lì. Quello che ha prodotto in questi 6 anni, io spero che lo potremo vedere insieme stamattina, qualcosa di inverosimile, di straordinario. E devo dire, noi qui siamo la parte, diciamo, operativa, ci chiamiamo quasi la provvidenza, nel senso che lei crede molto nella provvidenza, ci crediamo anche noi che ci alziamo ogni mattina e pensiamo che ci sono delle necessità economiche a cui dobbiamo assolvere. Nel frattempo sono state davvero appunto straordinarie le cose che lei ha prodotto, perché a oggi abbiamo più di 1100 bambini in adozione. Attenti, non è un'adozione classica come quella di tutte le ONG, mi permetto di dire, c'è il 100% di ciò che raccogliamo, il 100% di ciò che raccogliamo che va a beneficio esclusivo degli interventi scolastici di salute e relativi, come vedremo, anche alla realizzazione di questa meravigliosa casa famiglia per le persone e i bambini con maggiori difficoltà. In più abbiamo a che fare con una persona che è vulcanica ed ha una capacità produttiva, si diceva con Marco prima, che assume in sé da una parte, come dire, lo spirito volontaristico straordinario, vorrei dire evangelico veramente, che rappresenta, pur essendo laica, naturalmente non è una religiosa, stiamo parlando di una persona come noi, e dall'altra però una capacità operativa e di mettere in conto, diciamo, di realizzare ciò che sono i progetti che sono necessari per questa realtà, con una capacità tipicamente, diciamocelo, veneta, nel senso che assume queste due qualità e questo raggiunge il massimo del livello proprio produttivo, tra virgolette, in termini di volontà e capacità di dare risposte. Allora andiamo a vedere anche questa presentazione di questa casa famiglia, per capire veramente, ecco, l'importanza di queste strutture dove non c'è veramente niente, dove manca tutto, però c'è il sorriso, quello che noi abbiamo perso. Sì, esatto, questo Andiamo è molto a vedere. vero. Sì. Eccoci oggi alla casa famiglia di Efatà Charity Organization, costruzione iniziata nel 2021 per accogliere bambini in situazione di vulnerabilità, in particolare bambini orfani ed abbandonati. Oggi vi mostriamo un po' quali sono gli step fatti finora. Qui è Gilbert, il nostro Ascari, il guardiano che di notte e di giorno fa la guardia alla casa famiglia. Questo per essere in un luogo protetto e sicuro per i bambini che accoglieremo. Questo invece è il playground, la zona gioco in cui i bambini potranno trascorrere ore di attività ludica e ricreativa. Questa capanna circolare sarà un luogo di incontro, di aggregazione per i bambini, ma anche per riunioni in momenti più importanti. Lei è Luna, un cane Golden Retriever che abbiamo acquistato per l'opportunità di fare un po' di pet therapy con i bambini che accoglieremo. Sappiamo che fare attività con i cani è un'opportunità anche per i bambini con difficoltà emotive o psicologiche di avere anche del recupero. Questa è la struttura principale della casa famiglia. Ci sono varie stanze diurne e notturne. Una stanza dormitorio per i bambini da 0 a 5 anni. All'interno della casa famiglia abbiamo scavato un pozzo per avere acqua sempre disponibile. Il pozzo è stato collegato a dei tank, delle cisterne e con dei tap, dei rubinetti esterni. Poi, questa è un'area garage in cui potremo parcheggiare l'auto o il pulmino. Quando in futuro, se arriverà una donazione, potremo avere
un veicolo per poter portare i nostri bambini in ospedale o a scuola. Abbiamo anche una cucina con il focolare per cucinare i grandi quantitativi di polenta e di fagioli per i nostri bambini con la legna o con il carbone. Questa è la stanza per i volontari che verranno dall'Italia per trascorrere un periodo di volontariato a servizio dei nostri bambini. Ci sono 2 stanze, 2 mini appartamenti, una camera da letto matrimoniale e un'altra camera con 3 letti a castello. Questo per dare l'opportunità a chi vorrà fare un periodo di un'esperienza di servizio di poter essere anche accolto all'interno della casa famiglia. Qui in casa famiglia abbiamo già cominciato ad allestire anche una fattoria con animali d'allevamento. Abbiamo qui la casa per le galline, attualmente abbiamo circa una ventina di galline e 15 tacchini. Questo sia per avere uova a disposizione per i nostri bambini e anche carne. Casa famiglia. Oltre alle capre locali abbiamo iniziato anche ad allevare delle capre da latte europee, questo perché il latte di capra è molto nutriente, in particolare per i bambini malnutriti o malati di AIDS, e la nostra speranza è di poter poi avere una produzione di latte sufficiente per poter nutrire i bambini che verranno accolti in casa famiglia. Oltre alle capre, alle galline e ai tacchini abbiamo cominciato anche ad allevare delle mucche, attualmente ne abbiamo 4, una ha già prodotto un vitello, anche qui per la produzione di latte. Per poter nutrire i bambini che verranno accolti in casa famiglia, se avremo un surplus di latte potremo anche venderli in parte per avere un guadagno per il sostentamento della casa. In una parte del terreno della casa abbiamo cominciato anche a piantare delle matocche, che sono delle banane locali che vengono cotte e costituiscono uno dei pasti principali. Abbiamo un grande obiettivo con il Fatah, che è quello di acquistare un altro ettaro di terreno, dove poter costruire 10 casette per accogliere altri bambini che vengono da situazioni di abbandono o di violenza o di marginalità. All'interno di ognuna di queste casette, di una stanza ciascuna, verranno accolti 8 bambini con una persona adulta. Saranno dei 10 piccoli nuclei familiari. L'obiettivo, il principale, è quello di acquistare questo ettaro di terreno. Il costo è di circa 15.000 euro. Ogni piccola goccia ed ogni piccolo contributo sarà di grande aiuto per raggiungere questo obiettivo. Abbiamo Pierina in linea, vai Pierina, scusa ma prima c'era l'altro servizio, vai. Ascolta Mirella, prego. Io ti seguo sempre tutte le mattine, io sono qua sola, ho 93 anni, vorrei un consiglio perché le persone mi dicono devi fare provvedimenti, pensare qualcosa, devi tirarti. Io ho la testa a posto, ho la mia piccola 1.200 euro di pensione, vivo nella mia casetta e non so cosa fare, avrei bisogno di un po' di aiuto, un po' di compagnia. Cara Pierina, 93 anni, avete capito perché Mirella urla? Sì. Perché io ho queste persone che hanno voglia di vivere, che ci sono, e io racconto sempre, lo dico anche ai miei ospiti. Pierina, poi ti chiamo, sai, lascia il tuo numero in segreteria, poi sentiamo anche sia Laura Puppato che il Presidente, ecco, guarda cosa dirà a Pierina. Vedi Pierina, io ho avuto una signora di 90 anni come te che ha preso la bicicletta al mattino, ha preso la Corriere, si è presentata qui da me alle 9 del mattino, io non sapevo neppure che c'era, mi ha detto guarda che c'è una signora che ti vuole, io non ho ospite una signora di 90 anni questa mattina, perché lei voleva dirmi che lei vuole vivere come aveva detto Pierina, io voglio vivere, chi se ne frega dei miei figli, era seduta su quella sedia là, io non l'ho inquadrato, ho inquadrato le mani però, che vengono a trovarmi, Presidente, mangiano, non parlano. Io sono curiosa, vorrei sapere cosa hanno fatto, cosa c'è. Non mi dicono niente, vengono là, mangiano, vanno via, io non ci so. Io sono viva, io voglio 90 anni, bicicletta, Corriere, è arrivata qua. Per fortuna avevo ospite un prete che l'ha portata a casa dopo. Ho detto, ascolta, fa una cortesia, porta a casa. Capite che queste persone come Laura, ecco, cosa vuoi dire? E poi commentiamo anche il servizio. Nel senso bellissimo. che la cosa va in relazione anche a quello che stiamo spiegando stamattina con il Fatah, Marco. La relazione.
Silvia, quello che ha chiesto per esempio per noi che abbiamo adottato bambini in Africa e la stiamo aiutando in qualche modo come riusciamo, lei dice la cosa più importante, che anche questi bambini spesso maltrattati, abbandonati, affamati eccetera, quello che cercano è una relazione umana. Noi non ci rendiamo conto, pensiamo ai soldi e basta, no? E purtroppo abbiamo, lo vediamo, un mondo che è disumanizzato ormai, con i più potenti della terra, che sono i più criminali che abbiamo mai conosciuto, e stiamo dimenticando l'unica cosa importante, che è la relazione tra le persone. Anche a distanza di 7-8 mila chilometri, quello che abbiamo rispetto all'Uganda, quello che lei vuole e quello che noi cerchiamo di fare è entrare in relazione con questi bambini. Ci mandano le pagelle, le lettere, rispondiamo, mandiamo le nostre fotografie, ci mandano le loro. Cioè si crea questa relazione a distanza. Questo loro devono percepire, non avendo avuto niente, nessuno che li ama, d'accordo? Che c'è qualcuno che pensa a loro. Non è solo un fatto economico, è un fatto veramente di relazione umana. Presidente, guarda, quello che però traspare è che non è che non si possa fare niente su questi posti, perché sembra che si può fare moltissimo, non si può con fare poco. niente. Il problema è che sono posti talmente preziosi, con un sottosuolo ricchissimo, che è logico che se io semino il frumento, creo i pozzi per l'acqua, poi non riesco più ad andarmi a prendere le pietre preziose, le terre rare. Però questa popolazione, e state tranquilli, un po' a volte ce la farà. Anche perché noi diventiamo sempre più vecchi, faremo la fine degli Incas, se qualcuno non ci pensa. E perciò saranno loro, perciò mettetevela pure via, perché non c'è storia, i numeri sono numeri. Ma quello che spaventa è questo inaridimento anche dei diversamente giovani, ecco, questa Pierina che invece vorrebbe, e come Pierina altre persone, vorrebbe ancora rendersi utile. Ecco, prima l'ospite che avevo detto perché non fare la fattoria didattica anche qui diversamente giovani, mettendoli assieme. Abbiamo il mondo del volontariato, Laura Pupato lo sa, enorme. Un unico di ruoli importanti, invece hanno fatto un grande minestrone, siamo tutti dentro, tutti facciamo tutto, poi troviamo il morto a casa perché non sappiamo il nome, i cognomi, i pulmini fermi magari per andare a prendere Pierina. Non pensi, Laura Pupato e anche il Presidente Guarda, che è il momento di fare rumore, nel vero senso, di farci ascoltare? E soprattutto io sono convinta e sono molto fiduciosa nei giovani. L'abbiamo visto l'esempio, no? Non mi vuoi in Italia, perfetto, vado da un'altra parte, qual è il problema? Il mio contributo lo posso dare. E questa ragazza che mi ha detto, vedrai Mirella, una studentessa, che prima o poi noi ce la faremo, un passetto a volta, ma prenderemo in mano la situazione. Presidente, cosa dice? Allora, Dato complimenti sempre. Allora, sono convinto infatti di questo discorso qui, perché purtroppo, come si diceva prima, è proprio un inaridimento sociale. Te ne accorgi anche nelle famiglie, si parlava prima con Laura, i rapporti che si hanno con i figli e che i nostri figli hanno con i nonni, è un rapporto che si sta raffreddando un po' alla volta, proprio per questi motivi qui. I motivi quali sono? Il classico, il telefonino, la vita completamente diversa, inaridita, quindi non ci sono più quei sentimenti di parlare con il nonno, di avere con l'anziano, di avere con il diversamente giovane, di chi ha bisogno. Sono tutte cose che pesano adesso, cose che noi non abbiamo avuto, la nostra generazione non ha avuto questa cosa qui. Adesso sono tutte cose che pesano, sembra quasi tempo perso. Una freccia a favore la voglio scagliare, perché anche noi abbiamo un sacco di giovani che ci chiedono come dare una mano, di poter entrare nel volontariato. Noi ad esempio facciamo molta propaganda nelle scuole, dalle scuole materne, dai 3-4 anni andiamo ovviamente con dei materiali particolari, fino alle superiori. E all'interno di queste scuole non andiamo solo a proporci come EFATA, quindi come associazione, andiamo a parlare di volontariato. La fermo un attimo, se non mi cade la linea, non so chi abbiamo da Conegliano, pronto? Pronto, io sono Claudia da Conegliano. Ciao. Pronto? Claudia, ben arrivata, prego. Buongiorno, io chiamo il nome mio, di Monica, mia amica, e mia cognata Fiorella. Noi abbiamo adottato una bambina in Uganda, siamo veramente felici. Ogni anno ci mandano la pagella, gli auguri e tutto della bambina,
Silvia è meravigliosa, ogni sera su Stato mette tutte le adozioni che fa. Siamo veramente contenti. Stiamo facendo pubblicità con le nostre amiche, un passaparola, perché veramente i soldi arrivano, è una cosa sicura. Siamo veramente felici. Ho chiamato per quello, perché è una testimonianza la nostra. Grazie Hai molto. fatto bene, Claudia, hai fatto veramente bene, perché abbiamo bisogno di queste testimonianze. Abbiamo bisogno di capire cosa c'è anche nel nostro territorio, il valore del nostro territorio. Una volta eravamo così, Laura Pupato, adesso un po' meno, ma una volta eravamo così accoglienti, il diverso non lo vedevamo come un diverso, ma una persona che era arrivata e... La soddisfazione che ti dà, io ho sentito Claudia, la ringrazio molto. Non la conosco, ma è bellissimo ascoltarla perché traspare il senso di quello che si sta facendo e la gioia con cui lo stiamo facendo, perché c'è poco da dire. Il dare è più bello del ricevere. Questo è un fatto che chi si occupa di volontariato, io insomma ho una lunga storia alle spalle e si sa, insomma, poi ho sempre considerato la politica come il più alto livello di qualità cristiana, come si può dire. Però il dato è proprio questo, cioè è quello di riuscire a capire quanto bene con poco riusciamo a fare. Guarda che pensare che mettiamo in campo in una realtà come Mucono e in un'isoletta del lago Vittoria come Cume, dove abbiamo realizzato una scuola grazie a Silvia che non c'era, che vuol dire portare via dalla promiscuità e dalla violenza soprattutto le bambine, ma non solo, d'accordo? E dare loro... Per esempio, dicevo prima, bambini che mangiano una volta al giorno e mangiano grazie all'adozione scolastica e mangiano una polenta di mais con i fagioli, che è l'unica, diciamo, possibilità che hanno, oltre alla frutta, diciamo, che per fortuna non manca, ma quello che possono mangiare è più o meno questo. Quindi questi sono bambini che non solo togliamo da una situazione di degrado e di impossibilità, spesso con genitori ammalati gravemente, con AIDS, con problemi che purtroppo, alcolismo, eccetera, abbandoni frequenti, e li portiamo a crescere diventando persone formate. Ed è bellissimo quello che scrivono nelle lettere, perché chi vuole diventare insegnante, chi vuole diventare medico, chi vuole diventare infermiera. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che aiutiamoli a casa loro, vuol dire questo. Sì, ma non portiamo le malattie a casa loro. Esatto. Tu hai nominato l'AIDS, chi l'ha portato? Chi l'ha portato? Ecco, non solo, ma lì per esempio noi alcuni dei bambini li curiamo grazie all'ospedale di Emergency, che è lì vicino, e quello è gratuito, grazie a Dio, anche quella è una realtà che va conosciuta e assolutamente apprezzata anche dal punto di vista economico, ma quando andiamo per i problemi di Bowlegs, che sono frequentissimi, per esempio, no, le gambe storte e i piedi equini, purtroppo sono malattie genetiche quelle spesso e motivate anche da altre ragioni, purtroppo, e quindi ne nascono spesso dei bambini con questi problemi e vengono naturalmente non curati e spesso grazie a questo proprio abbandonati perché non sono in grado di camminare. Allora invece andiamo a vedere la danza di questi bambini, devo correre perché purtroppo ma è giusto che abbiate anche, perché i video sono importanti, fanno toccare con mano la realtà, andiamo a vedere questa danza bellissima. Nasubo kutuka walyeri ngamba walyeri awo wakalirwa kukibuga ekijja otunula bwoti tuli bangi abafu batuweeyo nga naye oyalaba mitima munda muli akulaga nti bangi bali ku bigambo bugambo emitima gyabwe gimuli wala nnyo. Singa muzi bwe twali twogera nga bwe tukola enseno yandifunya kalembereza twogera bulungi tusuubiza bingi tulina amanya malungi era mangi ku mannya go tugaweebwa mbu tutya Katonda naye ne weewuunya ebikolwa
kutokulyensi nasuwa kutuka walyeri mamba walyeri awo wakanirwa kukibuga ekijja otunula bwoti tuli bangi abafu batubeeyo. Abbiamo Tatiana da Venezia, vai Tatiana. Buongiorno. Buongiorno. Avvocatessa Mirella, io la ringrazio intanto perché mi ha risposto. Prego, prego. Parliamo di tutto e di più. Io sono arrivata dal nord-est, sono italiana per i documenti ma non sono di origine. Sì. E sto assistendo una signora anziana. Cioè, date aiuto a tutti, ma a questi poveri anziani che non hanno la possibilità di sopravvivere. Date aiuto a tutti. No, non ascoltare la televisione, parla al telefono Tatiana. Sì, mi allontano. Io non volevo niente di più, è che sto seguendo il vostro programma, la sua, da tanto tempo, io sono da tanti anni in Italia e vedo e mi commuovo perché sto seguendo tanti anziani, ma prima, questi politici, prima di parlare a tutto quello che è in giro per il mondo. Ho capito io cosa vuoi dire. Grazie, sai Tatiana, un grande abbraccio. Lascia il tuo numero che poi vediamo. Le due cose vanno insieme. Le due cose vanno insieme. A Venezia, dice tutto Venezia, sono sola, non ho aiuti. Certo. Le due cose vanno insieme. Prego. Vanno Certo. insieme le due cose. Cioè non c'è solo, diciamo, la possibilità e la necessità di aiutare qui, che è obbligatorio e ciascuno di noi cercherà di farlo e lo sta facendo anche senza pubblicizzarlo. Ma qui stiamo dicendo quello che si riesce a fare per fare in modo che anche altrove ci sia la possibilità di vivere e di evitare magari una migrazione che poi diventa traumatica o addirittura mortale o peggio, poi per ritrovarsi qui con situazioni anche critiche. Io credo che, come dire, questo sia un seme, diciamolo chiaramente, no? È un seme, Silvia. È un seme che sta facendo fiorire un campo che prima era arido. Quindi lo vediamo da questo punto di vista. Oggi raccontiamo questa storia, ce ne sono sicuramente molte altre anche vicino a noi che meritano l'attenzione della politica, ha ragione la signora. Ma il problema non è in quanto la politica, è che non ci sono punti di riferimento. Nel senso, io è anni che dico, Laura Pupato è stata anche sindaco, io sono andata anche a incontrarla, anche per portare avanti dei progetti importanti. I servizi sociali, come sono strutturati, non funzionano, punto. Primo, devono essere aperti 7 giorni su 7, come gli ospedali, perché l'emergenza che abbiamo è come avere una malattia. Certo. Ecco, la solitudine è diventata una malattia. Secondo, dobbiamo capire che abbiamo una popolazione diversamente giovane, con tanti acciacchi, tanti problemi. Terzo, abbiamo un mondo del volontariato enorme, però non ci mettono insieme. Perché se ci mettessero insieme noi risolveremo tanti problemi e i soldi sarebbero destinati nella maniera giusta e dove servono. E questo non lo possono fare, perché sennò come fanno a fare le cose che a loro interessa? Certo. Che non sono quelle che vogliono le comunità, tutte penso, da nord a sud e da est a ovest. Allora a un certo punto c'è questo giovane che però dice no, io ci sono e voglio far vedere, questo è l'esempio, ma ne abbiamo anche qua. Sì. E il problema è che danno visibilità a quelli che non dovrebbero avere la visibilità, invece di portare gli esempi buoni che abbiamo anche nel nostro territorio di persone e di giovani che aiutano. Sì, è vero. E allora, Presidente, forse anche facendo vedere questi esempi, l'indipendente del colore, l'esempio del valore, della bontà, dell'accoglienza, di socializzare. Ecco, forse un po' alla volta riusciremo a capire che se ognuno di noi mettesse questa famosa goccia, facendo un passo a lato, ascoltando di più, cercando sempre di non criticare questi giovani che si comportano male, ma dove vanno nelle piazze a protestare. Guardate, stanno protestando anche per voi, per farvi vivere meglio, se qualcuno non l'ha capito e voi non scendete più nelle piazze, sono loro
che scendono nelle piazze. Poi ognuno fa le proprie riflessioni, però sono loro che vediamo. E quando protestano per il clima, per l'ambiente, per la natura, non è che per le guerre, chiedete ai giovani chi ama la guerra, chiedetelo, sentirete le risposte. Allora Presidente, forse ascoltandoli di più, facendo vedere anche questi servizi, che vabbè, voi avete visto quello, ma lo possiamo trovare anche qua. Ecco, bambini abbandonati, bambini che non vengono a scuola. Avete visto a Roma cosa è successo? Quell'uomo che ha ucciso la compagna e la bambina, nonostante fosse fermato, diciamo la verità, il famoso regista americano, il cittadino che segnalava, guardate che nel parco c'è questa persona con questa creatura. Allora Presidente, è inutile dire guardiamo anche qua, prego. No, ma mi trovo perfettamente d'accordo su questo discorso qui, perché il volontariato esiste, c'è. È vero che se ne parla poco o quantomeno non ha l'esponenzialità mediatica che dovrebbe avere, però c'è ed esiste, e il volontariato è quel movimento che salva tantissime cose nella società, perché se non ci fosse il volontariato, come si diceva prima, i servizi sociali, le strutture organizzate non sono in grado di arrivare a questi livelli capillari. Nel senso che quando noi parliamo ad esempio di 1000 adozioni scolastiche, vuol dire mandare 1000 ragazzi a scuola, siamo alla fine meglio di un'istituzione, perché qui da noi non funzionano. E come noi ce ne sono, come si diceva Mirella, tantissime, centinaia. Abbiamo la fortuna di vivere in una società dove il volontariato, soprattutto nella nostra regione, è attivo, perché ci sono delle zone in Italia dove non esiste il volontariato, cioè non è una cosa proprio limitata. Qui da noi, per fortuna, la rete del volontariato c'è, capillare, non organizzata come dicevi tu, perché purtroppo probabilmente non vogliono che sia organizzata, e su questo posso essere d'accordo. Allora andiamo anche a toccare un punto dolente, anche se io penso che sarà l'ultima volta che ne parlo questa mattina, ma ne parlo perché ci sono questi ospiti e abbiamo questi video. La casa nel bosco, Laura Puppato. Allora io sono convinta che il problema non sarebbe sorto se ognuno avesse fatto la propria parte. Se quel casolare non era agibile, bastava che il sindaco dicesse là non si può entrare, perché ci sono queste regole. Noi se la cosa non è agibile non possiamo entrare. Allora, che ne pagano le conseguenze sono queste creature, è sempre il fragile alla fine. Di chi è la colpa non si sa, però basterebbe solo applicare le regole. Tu arrivi in Italia, devi rispettare le regole che ci sono in Italia, come facciamo tutti noi, almeno, e dopodiché si prende posizione, ma non si può aspettare, perché questi bambini hanno rischiato di morire, sono arrivati al pronto soccorso perché avevano mangiato funghi velenosi, se no sarebbero ancora là. Ecco, di sollevare un problema che è diventato tragico. Poi abbiamo l'opinione pubblica che si è divisa a metà, favorevoli e contrari. A questo punto, Laura Puppato, tu sei stata una politica, ecco, come vedi la situazione? Perché ormai la guerra è passata in secondo piano, c'è la casa nel bosco. Prego. Tu hai detto prima una cosa molto vera, i servizi sociali così come sono non funzionano o funzionano in maniera assolutamente insufficiente, che è la stessa cosa. E perché accade questo? Accade per diverse ragioni. Allora, prima di tutto le persone fanno la differenza, questo sempre, ricordiamocelo. Non possiamo solo identificare le istituzioni, non funzionano le istituzioni della magistratura piuttosto che la politica, dipende dalle figure che ci sono, dipende da quanto ci mettono obiettivamente di capacità di ascolto e anche di capacità di mettere in piedi. Si diceva prima, i soldi sono pochi, i soldi sono tanti, dipende come li spendi, dipende che indirizzo dai a questo denaro. È importante il sociale perché oggi abbiamo una popolazione anziana, abbiamo sentito anche prima Tatiana e l'altra signora che ti ha chiamato, c'è questa emergenza, necessità, è lì che si devono anche andare a spendere determinate disponibilità. C'è un coordinamento del volontariato che va fatto. Ci sono comuni troppo piccoli, ce lo diciamo? I comuni di 3.000, 5.000, 6.000, 7.000, 9.000 abitanti non possono avere dei servizi sociali che funzionano, perché avranno, se tutto va bene, mezza assistente sociale, mezzo vigile urbano. Quelli non sono realtà che danno i servizi. Poi ci stupiamo che i giovani se ne vanno via da questo paese, ma obiettivamente in realtà così asfittiche. Che cosa puoi aspettarti di avere in termini di servizi? Perché se ti sposi domani vorresti avere un asilo nido per i tuoi bambini?
Abbiamo 2 giovani che lavorano entrambi e ci mancherebbe, perché non riusciamo neanche a vivere con 2 redditi a oggi, con le condizioni, con la situazione che c'è. Abbiamo persone anziane lasciate sole, perché anche i genitori, i nonni invecchiano e sappiamo poi l'esigenza di doverli assistere. A me è capitato l'anno scorso con mia cognata e io ho dovuto dalla sera alla mattina sostanzialmente trasferirmi da lei, cercare persone che potessero aiutarci. Ma tutto questo obiettivamente ci segnala che cosa? Che dobbiamo tornare ad essere comunità, a insieme risolvere i problemi, perché diceva giustamente Marco, il volontariato esiste ed è una delle, diciamo, delle nostre perle, no? Ancora, ma intanto va tenuto in considerazione dalle istituzioni della politica, va veramente omaggiato e foraggiato, lasciatemelo dire, no? Si deve fare in modo di far capire che questo è il tessuto che ci sostiene, che se non c'è questo, per quanto siamo capaci e bravi, non ce la faremo a reggere l'impatto con la realtà che abbiamo. Ma non è il caso della casa che forse dobbiamo eliminare anche quei carrozzoni che non servono? Ma l'hai detto. Guarda, ne parlavo ieri sera, tra l'altro con Renato Masone e altre persone che tu conosci. Il CNEL, che abbiamo cercato nel 2016 di eliminare, che costa centinaia di milioni l'anno, non serve a niente, per esempio. E oggi, se il governo ha bisogno dei dati, da chi va? Dalla CGIA di Mestre. Quindi abbiamo una realtà che sostanzialmente serve a Brunetta e a pochi altri per prendere molti soldi al mese, ma che non offre servizi alla nazione, e così a decine, a centinaia di carrozzoni. Noi abbiamo veramente necessità di fare pulizia in questo paese e di riunire, compattare quello che invece potrebbe funzionare se semplicemente avesse la dimensione per poterlo fare. Allora potremmo forse pensare di avere dei servizi sociali che semplicemente non fanno miracoli, ma certamente sono in grado di gestire un territorio, no? E sono in grado di gestirlo, non dico 7 giorni su 7, ma almeno tutti i giorni l'apertura e tutti i giorni essere a disposizione delle persone con difficoltà e avere i riferimenti da chiamare per i casi di bisogno. Le disponibilità ci sono. Io faccio parte di più associazioni di volontariato perché ritengo che una persona che ha avuto dalla società debba restituire alla società, e anche chi non ha avuto dalla società deve restituire, perché come ho spiegato prima, donare è più bello che ricevere. E allora continuiamo a vedere questa danza di questi meravigliosi bambini. Brian Beats, no ma no ma, no ma no ma, le 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 le. Oh quando kulumanga kadari dali, wasito takula wosisitira, yeah. Yasemba yone yasoka bwebityo, bwebityo, tebirimu byakusosola. Yafuna dulira munembu mwatiba, atafuna yewoza kombo mwa papa, yeah. Labo yiko gwawo weno kadi, mbura mukwano, lave labika ya kusala, yeah. Nzindi mumbe janja ukamuko, tebambuzo tulo, wenjagala njagala kumacha mutundu, kone chilo, tendi wambala super quality, tugende ngomanyi, biwame byange bikyuka muko, yadoli n'abanjiro labeyo, siri regular, yadda wala bakwefaseyo.
Come commentiamo questa realtà, queste creature che noi dobbiamo un po' accompagnare, ecco, da soli non arriverebbero da nessuna parte? Assolutamente, infatti ci tengo a sottolineare che questi qui sono quei momenti di festa che vengono fatti e vengono organizzati, tipo le feste di Natale o le feste di fine anno per questi ragazzi. Dobbiamo considerare che, bambini e ragazzi, dobbiamo considerare che non hanno nulla, quindi per loro anche una semplicissima cosa da possedere, che può essere un uniforme. Come si diceva prima anche con Mirella, l'uniforme è il regalo più grosso che possano ricevere quando ricevono un'adozione, assolutamente, perché ricevono le scarpe e l'uniforme, e questi momenti di festa sono degli ottimi ricordi. Qui purtroppo vediamo le situazioni a cui siamo sottoposti tutti i giorni, quindi la malaria e delle condizioni igienico-sanitarie drammatiche ci portano purtroppo a queste situazioni, quindi a delle deformità, ad esempio di arti o di piedi, che in un mondo come quello che frequentiamo noi lì in Uganda margina assolutamente la persona. Stiamo parlando di persone inabili al lavoro quando diventeranno grandi, ma anche ad avere un futuro. Queste sono le sedie a rotelle che portiamo noi. Li portiamo noi perché questi bambini con paralisi cerebrale, con ischemie infantili o con problemi neuromotori dovuti alla malaria sarebbero distesi per terra tutto il giorno. Non c'è alternativa, non ci sono mezzi, non c'è nulla. Le sedie a rotelle le donano le persone, le famiglie a cui le chiediamo e noi gliele facciamo avere per risolvere questi problemi. Secondo me dare un futuro a questi ragazzi, a questi bambini, a queste popolazioni e soprattutto aiutarli a trovare un motivo di vita, perché a volte senza queste cose basilari manca anche un motivo di vita che poi porta a un disagio sociale assurdo, con violenze, alcolismi, morti premature e tutto quello che ci può essere dietro. Vede Presidente, le foto sono molto importanti come i video, perché sembra che in quei paesi stiano tutti bene, poi diventano grandi, muscolosi, e poi il messaggio che arriva, vedete che forti che sono, vedete che muscoli che hanno. E provate a vivere là e fare quello che fanno loro. Perciò queste immagini fanno vedere che ci sono invece queste creature che hanno bisogno di sostegno, di supporto. Avete sentito, sarebbero distesi per terra. Ecco, magari senza nessuno che si avvicini, e hanno bisogno di affetto e di cure. Non sembra però che il giovane sta cambiando, nel senso che ha capito l'importanza di esserci, di dare il proprio contributo. Forse fa fatica a darlo più nel nostro paese che in questi posti, perché qua non viene ascoltato, almeno là qualcuno li ascolta, sono i bambini, sono queste opportunità che lui trova. Prego, Presidente. Questo sicuramente, ci tengo a sottolineare anche che non è facile, nel senso, nel momento in cui noi chiediamo ovviamente a distanza un aiuto per sostenere l'adozione scolastica piuttosto che i costi sanitari, piuttosto che la carrozzina, è difficile che un giovane oggi possa permettersi di donare dei soldi, nel senso la vita per i giovani di adesso è difficile, nel senso lavorano in due per un mutuo, devono arrivare a fine mese, c'è uno spostamento con la macchina, i costi dei carburanti, tutti i costi della vita che ci sono. È più facile, tra virgolette, per una famiglia, per un'età adulta, per una persona di mezza età. I giovani però sono quelli che ci chiamano per dare una mano. Ci sono decine e decine di giovani che ci chiedono come possiamo darvi una mano, voglio partecipare anch'io. A noi fa comodo perché quando dobbiamo fare un sito internet o curare delle fotografie o fare un video, io mi trovo in difficoltà, la mia generazione probabilmente si trova in difficoltà. Un ragazzo di 20-21 anni che vuole dare una mano sa fare tutte queste cose qui. È un aiuto diverso sicuramente e farlo distante ha le sue difficoltà, ma forse è anche più facile. Qui serve anche del tempo. I giovani adesso non dobbiamo considerarlo tutti come sfaccendati o gente che passa ore e ore sui telefoni, non sono tutti così, sono le generazioni. Però è anche vero che i giovani di adesso, al contrario della mia generazione che lavora a 5 minuti da casa, i giovani adesso prendono la macchina e fanno 20, 25, 30 minuti spostamenti in treno per andare a lavorare.
tornano a casa la sera anche loro. Io sono sempre stato uno pro giovani, capisco che ci sono dei lati negativi nei giovani, ma io so che ci sono tantissime proprietà positive nei giovani e ne abbiamo gli esempi davanti agli occhi tutti i giorni. Lo sa, Presidente, lo dico anche a Laura Pupato, che era stato presentato un progetto alle maggiori istituzioni, anche qua da noi, per portare quei ragazzi che alzano troppo l'asticella, che si comportano male, a fare un percorso invece in questi posti dove toccano con la realtà cosa vuol dire la miseria, la fame. Pensi che avevano trovato anche lo sponsor, degli sponsor, ed erano arrivati qua, pensavano di avercela fatta, all'improvviso si è bloccato tutto. Certo. Allora hanno iniziato a dire che bisogna avere le autorizzazioni dei genitori, che se hanno fatto il reato non è possibile portarli all'estero, Certo. E praticamente questi ragazzi sono rimasti qua, hanno alzato ancora di più l'asticella, tanto qual è il problema? Ovvio. Pensa, Presidente, poi lo chiedo anche a Laura Pupato, che invece, visto che gli facciamo fare anche le crociere, perché ci sono delle scuole che vanno in crociera che per imparare anche il lavoro che fanno, la gastronomia e tutte queste cose, non sarebbe utile invece proprio prenderli e dire vieni che ti porto a vedere come gira invece da un'altra parte, anche perché non possono scappare, dove scappano là? Abbiamo dei professionisti che possono seguire, dei volontari veramente volontari in gamba. Perché secondo lei è naufragato questo progetto, nonostante avessero trovato i soldi? Hanno messo davanti la legge. La legge non permette di fare questo. Perfetto. Io credo che tutto il problema, se ne parla sempre tutti i giorni, sia proprio la mancanza di voglia di prendersi anche delle responsabilità. A volte l'idea generale qui in Italia è: se non faccio non sbaglio, e qualcun altro, se vuole, si prende le responsabilità. È uno scaricabarile purtroppo, però sappiamo che è così. Vuol dire vivere un po' più tranquilli da parte delle istituzioni, delle autorità, di chi dovrebbe avere il potere, e dire: mi metto in primo piano. Io prendo me come persona, Laura, Mirella, io ci metto la faccia. Ma ci metto la faccia non davanti alla televisione, ci metto la faccia tutti i giorni. Cioè io quando faccio una cosa ci sto mettendo la faccia, la voglio fare bene, cerco di farla nella maniera migliore possibile e cerco di andare avanti come si suol dire, un onesto padre di famiglia, cioè con l'idea di dover fare del bene. Se avessi un altro tipo di ruolo, adesso come adesso, altri miei simili non farebbero così, farebbero ma sì, non importa. Allora, se faccio potrei sbagliare, potrebbe essere una cosa negativa che mi si ritorce contro, lasciamo stare, non faccio. Io dico sempre, per me bisognerebbe fare un giro negli ospedali pediatrici, nelle geriatrie, nei problemi dove ci sono, cioè nei posti dove ci sono veramente dei grossi problemi, per rendermi conto. Io sono arrivato a 50 anni passati che ancora mi viene la pelle d'oca quando vedo certe cose, e quella pelle d'oca è quella cosa che mi fa poi cambiare per andare avanti nelle mie cose. Luisa da Cassola, è caduta la linea, mi hanno detto. Laura, come commentiamo? Alimentare l'empatia è importantissimo, anche perché, per esempio, le istituzioni oggi stanno facendo, secondo me, molto poco proprio sugli aspetti che tu dicevi, e cioè alimentare il servizio civile. Guardate, non solo è un'offerta pseudo totalmente volontaria, perché in realtà ricevono qualche importo mensile, 400 euro, mi pare 500 euro, però era nato come alternativa al servizio militare. Per moltissimi, anche nel corso degli ultimi anni in cui il servizio militare non è più obbligatorio, è diventato un momento di stasi della propria vita in cui incontrare l'altro. Quindi il servizio può essere fatto a livello volontaristico, però all'interno di istituzioni che ne hanno bisogno, case di riposo piuttosto che altre realtà. Bene, questo permette, io ne ho conosciuti molti di ex ragazzi o magari relativamente giovani anche oggi, che hanno fatto questa scelta. Devo dire che gli ha cambiato la vita, perché ti rendi conto innanzitutto dell'importanza che ha semplicemente il tuo sorriso, la tua voce, il tuo lavoro
per queste persone e come tu sei prezioso. Diventi prezioso per la tua comunità, hai capito? E questo andrebbe alimentato da parte delle istituzioni, pubblicizzato, perché ci sono tantissimi giovani che non conoscono, non riconoscono la propria strada in certi momenti. Ci siamo passati tutti, no? 19 anni a 20 anni, eccetera. E lì puoi dare il massimo e capire che c'è un pezzo della tua vita che può essere davvero interessante se dedicato ai servizi. Andiamo a vedere questo video, aiutami a dare un futuro ai bambini e poi lo commentiamo e salutiamo gli ospiti. Mi chiamo Silvia Marcolin, sono nata a Montebelluna, in provincia di Treviso, e da sempre ho il sogno di aiutare i bambini più fragili. Dopo una formazione in scienze dell'educazione e varie esperienze di volontariato in Africa, nel 2020, durante il Covid, ho scelto di realizzare un progetto per i bambini più deboli in Uganda, dove le scuole sono rimaste chiuse per oltre 2 anni, colpendo soprattutto le famiglie più povere. In Uganda molti bambini vengono abbandonati o rifiutati, soprattutto se malati o disabili. Da qui nasce Fatah, un'associazione che vuole offrire una casa famiglia per accogliere i più sfortunati, i più deboli. Stiamo costruendo una struttura che accoglierà e ospiterà i bambini e il personale, con spazi dedicati all'agricoltura, agli animali, per l'allevamento, alla cucina e all'area giochi. Il nostro obiettivo è di renderla autosufficiente, anche grazie ad un impianto fotovoltaico che stiamo cercando di finanziare. Abbiamo già realizzato una parte della casa, ma abbiamo ancora bisogno di voi. Ogni contributo è fondamentale per completare la casa e offrire una casa accogliente per i nostri bambini di Kisoga. Grazie per il vostro sostegno. Diceva Laura Pupato, guarda le scarpe, abbiamo visto le scarpe. Allora Presidente, ormai siamo in chiusura, cosa vuole dire, con quale messaggio vuole veramente lasciare a Sveglia Veneti? Allora io mi collego a quello che ha detto Laura prima per ricordare una cosa, che è il messaggio che portiamo avanti, come dicevo, nelle scuole. Noi facciamo questa propaganda dalle scuole materne alle scuole superiori. È bellissimo ricevere, dà gioia, un regalo materiale, dare è una sensazione interna che ti fa crescere. Noi diciamo sempre anche ai ragazzi: provate a fare del volontariato. Ci sono tante cose che sono meno faticose e più soddisfacenti di fare volontariato. Lo sappiamo tutti, è inutile negarlo, non è la cosa più bella del mondo se non ti dà nulla. Quello che noi chiediamo ai ragazzi, soprattutto delle superiori, nei discorsi che facciamo è proprio questa: fate del bene, provate a fare del volontariato, qualsiasi tipo di volontariato. Quello che vi dà dentro è la roba che vi fa crescere. Assolutamente, se non vi dà niente non è un problema, buttatevi da qualche altra parte, ma il volontariato va provato per capire l'accrescimento personale che vi dà proprio alla vostra persona. Allora guardiamo, prima di salutare anche Laura, questo video e Fatah Shein, andiamo a sentire, vedere, poi salutiamo. Questa è una canzone. Precious soul in God's embrace. You built a bridge in the center of the ocean for us. We say thank you, down on our knees, praying to God to give you grace. We care about you, cause you are precious in the eyes of God. Press your way, okay,
out, visiting the sea, yeah, providing clothes, medication to the sick ones, yeah. If I touch charity, providing school fees to scholars. If I touch charity, providing wheelchairs, hey. If I touch shines, where shadows fall in. Avete sentito che bella questa canzone che adesso Laura Pupatto spiega, perché è bello anche il titolo. Prego Laura. Shine vuol dire fatta brilla, brilla e permette, come dire, la luce dove c'è il buio, sostanzialmente, dove non c'è speranza, perché dov'è il buio? Il buio è dove non c'è speranza. Ecco, io vorrei che, Mirella, loro sapessero che possono trovare questo nome che si chiama Efatà, non lo abbiamo detto, dall'aramaico, vuol dire apriti, perché è la parola che ha usato Gesù quando ha liberato, diciamo, dalla sordità e dalla cecità una persona e gli ha detto apriti, no? E fatà. Ecco, noi, insomma, Silvia ha voluto questo nome proprio per dire possiamo fare molto, no? Cioè, addirittura attraverso questa parola si è riusciti a liberare dalla malattia e dall'invalidità una persona. Nel piccolo noi non facciamo miracoli, lei non fa miracoli, ma quasi, lei quasi li fa. E davvero è straordinario vedere gli occhi di un bambino, per esempio, prima dell'adozione, in quelle condizioni, senza mangiare. Abbiamo bambini che abbiamo raccolto di 3 anni che pesano 6 kg, 9 kg, non camminano, d'accordo? E poi ritrovarli semplicemente, come dire, a ballare. fantastici. E li fai rinascere, c'è poco da fare, gli crei un futuro, gli dai speranza. Cioè, è questo che, come dire, rende tutti noi orgogliosi di quello che facciamo, nel poco che possiamo fare, e credo che ciascuno di noi possa semplicemente chiamando, vedendo il nome, andando sui social, piuttosto che appunto, non so se è possibile dare anche le mail o i numeri di telefono, siamo a disposizione. Senza Marco problemi. è presidente di Efatà Italia, io faccio parte del board di Efatà Uganda, perché tutto va fatto con assoluta trasparenza, quindi ecco, Silvia mi ha voluta lì e niente, noi siamo a disposizione per quello che possiamo fare. Grazie di cuore. Però Laura, una cosa, l'ultima, non pensi, tu sei stata una politica di lungo corso, come dicevo prima, che la politica tutta, quando si parla di sociale, dovrebbe unire le forze. Ma certo. Non litigare e continuare a dire è colpa tua, è colpa mia. La colpa è di tutti, perché non è che Meloni si ritrovi così a caso, cioè gliene hanno offerto su un piatto d'oro, sapevano benissimo cosa avrebbe fatto, perché Laura, non è che non possono sapere. Però adesso, visto l'emergenza che abbiamo, non è il caso di unire le forze, di capire cosa è necessario, specialmente sul sociale, perché queste persone che hanno chiamato non è che vivranno in eterno e non è che possono aspettare che la politica decida finalmente di capire che loro ci sono. Ecco, che messaggio vuoi dare ai nostri politici, in generale parlo, Laura? Di occuparsene. Purtroppo magari fa più audience una rotatoria piuttosto che un pezzo di asfaltatura dove la chiedono, ma attenti che oltre alle opere materiali ci sono i servizi. A me la cosa che dispiace davvero tanto è vedere che nel corso di questi, diciamo, quasi 20 anni ormai, 15-20 anni, abbiamo visto una riduzione enorme dei servizi messi a disposizione delle persone. E lo dico a ragion veduta perché quando si chiudono i centro giovani, quando si eliminano le forze dell'ordine, quando si riduce la capacità di spesa per il sociale, quando non si investe più per gli affitti, per esempio, onerosi, è una cosa sulla quale noi abbiamo lavorato molto e personalmente considero che le persone non amano ricevere l'elemosina, cioè il contributo. Le persone amano essere considerate e come istituzione si può fare moltissimo perché puoi mettere le famiglie nella condizione di non dover chiedere, proprio perché gli dai i servizi di cui hanno bisogno, magari in forma gratuita se non
con una quota, diciamo, adeguata al loro reddito, diciamo così, no? E questo è il modo con cui davvero dovremo utilizzare le istituzioni e la politica. E sapendo anche, come si diceva prima con Marco, che il volontariato va coordinato e va valorizzato. Le persone hanno bisogno a volte solo di una pacca sulle spalle, diciamocelo, di considerazione, di stima. Sapere che c'è qualcuno che dice: ma dai, avete fatto anche questo, grazie, bravi. No? Spendiamoci come sindaci, come istituzioni, come consigli regionali, come provincia, per quello che può servire o che può fare, per riuscire a dare servizi alle persone e considerazione al volontariato. Marco, guarda, Laura Pupato e Fatah, grazie a stati ospiti, pubblicità. E siamo con Silvia Della Coletta, Presidente Circolo Vittoriese Ricerche Storiche, e adesso spiegherà. Buongiorno Presidente, grazie di essere qui dall'Uganda. Siamo passati a lei per capire l'importanza della storia, di quello che è successo e soprattutto dei valori della storia, di conoscere la storia. Prego Presidente. Buongiorno, io la vedo... La sento a scatti, comunque forse non è proprio ottima la ricezione. No, noi la sentiamo benissimo, parli pure che noi la sentiamo benissimo. Beh, innanzitutto complimenti per la trasmissione che avete appena fatto, molto bella, sul volontariato. D'accordissimo con tutto, solo una persona fuori dal mondo potrebbe non essere d'accordo con queste iniziative. Come sai, io faccio volontariato e conosco moltissime persone che lo fanno. Personalmente sono presidente di 2 associazioni di volontariato, sono associazioni culturali, però personalmente ho anche dei sostegni a distanza, quindi sale adozioni a distanza. E sono assolutamente d'accordo, e se potessi proprio ampliare diciamo la platea di quelli che almeno sostengono a distanza queste iniziative, veramente questo sarebbe da fare. È molto di più ciò che si riceve rispetto a ciò che si dà. Su questo sono assolutamente d'accordo. E quindi mi complimento con l'associazione, ma anche con voi che date spazio a queste iniziative. Allora, Presidente Della Coletta, parliamo appunto, guardiamo anche le foto che ha mandato la Presidente per capire di cosa si occupa. Ecco, dal suo importante osservatorio, cosa sta vedendo? Cosa sta succedendo nel mondo? Cioè questi pochi grandi della Terra che hanno perso il lume della ragione. Ecco, abbiamo 78, adesso penso siano anche quasi 80 guerre. Ecco, un popolo giovane che non vuole sentir parlare di guerra ma di pace, ma soprattutto conoscere la storia dei popoli. Prego, Presidente. Sì, allora, nel mondo ci sono circa 50 guerre in corso. Naturalmente nelle guerre chi muore non sono solo i mercenari pagati, chi soffre è soprattutto la popolazione, su questo non ci piove. Dunque l'ultima guerra in cui, come in questi giorni, è su tutte le cronache è quella in Iran. Allora, in Iran saranno, io ho memoria degli ultimi 20 anni sicuramente, di diplomazia. Allora, quando noi diciamo si attivi la diplomazia, ma la diplomazia è attivata da 20 anni a questa parte, hanno fatto di tutto per tentare di fermare il programma nucleare di Teheran. Ora, tutto l'Occidente e gran parte del mondo arabo è d'accordo nel dire che Teheran non può avere accesso al nucleare. Non può avere nucleare, e ultimamente stanno dicendo, perché vedono la portata dei missili a disposizione di Teheran,
che non può avere nemmeno i missili a lunga gittata, perché sono missili che arrivano a 3.000 chilometri, quindi arrivano tranquillamente alla nostra Sicilia, insomma, e in mezzo ci sono tutti gli altri stati dell'Europa. Ora, se la diplomazia non funziona, iniziano con le sanzioni, no? Le sanzioni. E quante sanzioni non ha l'Iran? Ne ha tantissime di sanzioni sul proprio capo. Il popolo soffre sotto gli ayatollah. La generazione che aveva visto la libertà che aveva portato lo Shah di Persia, che voleva occidentalizzare l'Occidente con tutte le sue mancanze, perché lo Shah si è dimenticato delle periferie. Ha agito soltanto, diciamo, nelle città principali. Ecco, quindi lo Shah, per carità, nessuno lo rivuole indietro, però insomma quella generazione che aveva visto la libertà personali di scelta, le donne erano libere, ci sono le immagini delle donne a Teheran in minigonna che ascoltavano musica, che frequentavano i salotti, i bar, eccetera, quindi era una città viva e moderna. Bene, quella generazione si è spenta, perché nel momento in cui sono arrivati gli ayatollah non c'è stato niente da fare. Sono entrati nelle case a dire cosa dovevano fare, come la dovevano pensare e tutte le cose che non era più possibile fare. Dopodiché si sono ulteriormente irrigiditi e hanno cominciato a impiccare i giovani che non volevano sottostare a questi diktat, diciamo. C'è uno che ha coniato il termine islamo-nazisti, nel senso uno dei peggiori, diciamo, delle peggiori dittature del tempo. Ma soprattutto c'è stata quest'ultima repressione con 40.000 giovani trucidati, e le persone che hanno parenti attualmente in Iran dicono che il regime, per dare indietro i corpi di questi ragazzi trucidati, impiccati, uccisi anche così molto barbaramente, praticamente il regime voleva $3.000 per ogni corpo. Cioè siamo arrivati a questi livelli. Ecco, quindi così. Gli iraniani all'estero si sono attivati. Li vedete nelle piazze. Che cosa vogliono? Vogliono libertà, vogliono democrazia, vogliono laicità. Non ne possono più di questo regime di ayatollah. Ecco, questo è il Presidente, ce la faranno? Riusciranno? Ecco, veramente a prendere posizione, ad essere loro, perché io sono molto preoccupata di questo, perché come dice lei, arriva la raffica di Mitra e li distrugge tutti, perché funziona così. Ecco, secondo lei ce la faranno? Perché è un popolo di giovani, noi li abbiamo, li vediamo, là sono loro, però bisogna capire anche su quale contesto tu riesci a protestare, a muoverti, mica semplice la questione. Prego, e poi i grandi della terra, da chi sono appoggiati, chi è che li sostiene? Prego, Presidente. Ecco, allora, se ce la faranno o meno, lo lascio agli analisti più preparati di me. Io non lo so se ce la faranno e come ce la faranno. Io credo che qualcosa andava fatto. Allora, qui hanno scelto la via dell'attacco, insomma, inutile, insomma, è sotto gli occhi di tutti, un doppio attacco da due nazioni per scongiurare, diciamo, il lancio di missili, e ecco, quindi questo è un modo di procedere quando la diplomazia non funziona più. Ecco, io spero che ne esca qualcosa di buono, cioè che ne esca per questo popolo una democrazia, per quanto imperfetta come può essere anche la nostra. Cioè, vediamo che qualche stortura nei paesi occidentali c'è, inutile negarlo, insomma, ecco, non siamo perfetti.
Però possiamo parlare, possiamo manifestare, possiamo chiedere, insomma le cose funzionano da noi. Vorremmo qualcosa di simile per loro. Ora, non lo so se ce la faranno e in che tempi ce la faranno, me lo auguro, questo senz'altro lo auguro a loro, soprattutto a quella marea di giovani che in questo momento sono chiusi nelle case. Anche perché, vi ricordate, no? Allora c'è una, anche questo è stato detto dai giovani iraniani, c'è una, ci stanno dicendo cose che non sono vere. E proprio sono gli iraniani all'estero che lo dicono, cose che non sono vere, del tipo gli iraniani non protestano più, ma non è vero, sono chiusi nelle case perché Trump gli ha detto state nelle case per non rischiare, perché adesso c'è questa operazione militare, quindi non è vero che non protestano più, sono, diciamo, cercano di stare al sicuro. Quelli che sono fuori hanno raccontato anche recentemente, lo sentivo a Radio 24, sono gente allineata ai partiti degli ayatollah di Pasdaran e che vengono anche pagati per protestare nelle strade contro questa ingerenza straniera. Ora, una cosa bisogna dire. Allora, innanzitutto bisogna ricordare che in Iran l'Islam è un Islam sciita, e mentre nel resto, più o meno, assieme al Bahrain, nel resto del mondo arabo sono sunniti. Quindi tra di loro c'è sempre stata una differenza di impostazione proprio all'origine. Ecco. I sunniti sono l'85% circa. Si è bloccata? Vediamo se riprende. No, allora in attesa che riprenda andiamo a vedere un altro video di questi bellissimi bambini che abbiamo visto. Andiamo a vedere un'altra danza, visto che piaceva tanto anche alla Presidente della Colletta di questi bambini, e poi vediamo se riprendiamo il video. Yes.
attesa di rivederla abbiamo messo questo video che è molto bello, che fa capire quanto bello è vivere in pace. Ecco, questi popoli che non hanno niente, che si divertono con poco, con quasi niente. Prego, Presidente. Sì, stavo dicendo appunto che l'Iran ha una storia ultramillenaria. Loro cioè discendono dall'antica Persia, quindi è una storia di tutto rispetto, molto importante, ecco. E ciò che vogliono fare è proprio cancellare questa origine. Il regime voleva addirittura cancellare per secoli. E c'è stata una catena umana proprio di gente che si è messa lì per evitare che andassero a cancellare questa origine di questo popolo. Ecco, quindi è un popolo giovane che vuole la libertà, vuole poter parlare, vuole esprimersi, vuole viaggiare, vuole conoscere, vuole la democrazia e soprattutto la laicità. Ecco, è difficile pensare per noi di non avere queste cose. È difficile perché noi siamo nati nella democrazia e ce la siamo conquistata, perché abbiamo passato anche noi un ventennio di dittatura e non la rimpiangiamo di sicuro, ecco. Però un regime che controlla le scelte personali ti dice come pensare e come devi agire e come ti devi vestire. Questo veramente è terribile. E se non fai queste cose sei un nemico del popolo. E per questi nemici del popolo c'è, se va bene, la prigione, se va male, l'impiccagione. È una cosa veramente drammatica. Presidente, secondo lei Trump ce la farà a decidere lui chi andrà in futuro a governare, oppure saranno sempre lì ayatollah, naturalmente supportati da altre realtà che riusciranno a prendere il sopravvento nonostante questa guerra? E la figura soprattutto di Netanyahu. Prego, Presidente. Allora, io spero che sia il popolo iraniano in una futura democrazia a decidere da chi sarà governato, perché non trovo giusto che sia l'Occidente a dire chi deve governare un popolo. Ecco, non lo conosce e quindi sì, so che parlano anche del figlio dello Shah, Reza Pahlavi, ma non so dopo tanti anni di esilio se è formato adeguatamente per prendere le redini di un paese complesso, importante come l'Iran. Ecco, Netanyahu credo che abbia, l'unico obiettivo di Netanyahu è quello di cancellare il nucleare e di cancellare la potenza missilistica. Quello è l'unico obiettivo di Netanyahu, ne ha abbastanza da fare, non credo che abbia altre. Quindi io per questo popolo veramente spero che si autogoverni nella democrazia, nella laicità e nella libertà, e spero che siano loro stessi a scegliersi un leader con queste caratteristiche, e ci sarà sicuramente, perché la società è molto ricca la società iraniana. Mi dispiace vedere veramente che non hanno parola questi giovani formati. Ci sono delle buone università, certo, controllate dal regime attualmente, però ci sono delle buone università, quindi insomma è una forza dirompente. Abbiamo bisogno di questa forza in Medio Oriente e io spero veramente che ce la facciano, perché insomma è giusto che sia così, che l'umanità vada verso queste forme di amministrazione democratica. Per tutto il Medio Oriente sarebbe così, bisognerebbe aiutarli in questo senso. Ma ecco, secondo lei, visto il percorso che stiamo vivendo, Presidente Della Colletta, le sembra che i grandi della terra, quelli che hanno il potere in mano, quelli che hanno la possibilità magari di fare quello che dice lei, di dare il giusto valore a questo giovane anche molto preparato, molto istruito, capace, mi sembra che vadano tutti da un'altra parte, perché se gli ayatollah hanno quella forza è perché qualcuno li foraggia
da soli non andrebbero da nessuna parte, c'è sempre un qualcuno che foraggia questi ayatollah per avere il potere che hanno, per reprimere il popolo, perché dobbiamo anche dirla tutta. Ecco, allora io mi domando il futuro di questi, quanti ne dovranno morire per far capire invece l'importanza di questa realtà che è giovane. Noi li vediamo là, i giovani, quanti ce ne sono. E bisognerà vedere dove vuole andare a parare. Ho capito io il nucleare, ma per arrivare a questo quante vite abbiamo perso? Prego. Sì, allora chi foraggia, lei diceva, chi foraggia è il petrolio iraniano foraggia chi? Non foraggia certo gli ospedali, le scuole, lì vanno la parte minoritaria. Il petrolio foraggia l'apparato militare e foraggia chiaramente l'establishment, cioè il governo e tutti gli apparati che sostengono il governo, tra i quali anche i Pasdaran, che sono stati, se lei ricorda, recentemente messi dalla Comunità Europea nella lista delle organizzazioni terroristiche, perché questo fanno all'interno del loro paese. Quindi il petrolio dell'Iran, ma le sembra giusto che una ricchezza del genere debba andare in quelle mani, debba restare in quelle mani e non nelle mani di un paese che quindi crea scuole, crea università, crea ospedali, crea centri di ritrovo, fa studiare la gente, insomma veramente una cosa abnorme questa qui, che probabilmente da fuori noi non vediamo, ma in realtà queste storture terrificanti ci sono in Iran. Ecco, quindi le operazioni militari sono sempre brutte, perché solo un pazzo può amare le operazioni militari. In questo caso sono state richieste, da un lato, in parte anche necessarie, laddove la diplomazia non ha portato ai risultati, perché le risposte sono sempre state no. Il nucleare noi ce l'abbiamo e lo portiamo avanti, no, i missili ce li abbiamo. Tra l'altro si ricorda chi ha permesso all'Iran di avere i missili? È stato Obama. Obama tra i vari negoziati ha permesso all'Iran di avere i missili e ha lasciato che avessero questo nucleare per scopi pacifici, civili, dicevano loro. Ma chi è che crede a un regime del genere? Certo, Presidente, come vede l'Europa in questo momento? Presidente della Colletta, l'Europa come si sta muovendo secondo lei? Cosa non ha fatto e cosa potrebbe fare se avessimo un'Europa unita, un'Europa che conta molto? Lei come la vede? L'Europa ha un vizio di fondo che è l'unanimità. Allora lei vede ad esempio che sull'Ucraina, per aiutare il popolo dell'Ucraina, a volte è stato difficile perché c'è il veto di alcuni paesi. Allora bisogna andare verso il superamento di questa, totalità di consensi. Ci vorrà, come c'è per noi, insomma, nel nostro ordinamento, una maggioranza qualificata, decidano come fare, insomma, ci saranno menti che pensano a queste cose, però non può essere che uno sui 26-27 paesi ci dice no, non si fa, e per quello finisce tutto. Ecco, questo è un punto a sfavore dell'Europa. Perché certe cose si possono fare, per esempio far arrivare degli aiuti alla popolazione, non hanno la possibilità di comunicare con l'estero. Per esempio oggi gli iraniani funzionano solo i telefoni e neanche tanto, perché in qualche modo le radio si aiutano in qualche modo per comunicare con gli iraniani all'estero. Ecco, e poi sappiamo qualcosa di più dalla stampa, la stampa, i giornalisti di guerra che sono nei pressi, se non addirittura sono in Iran. Ecco, quindi sì, l'Europa può fare, ma con il veto di uno che dice no, non aiutiamo, non si va da nessuna parte. Avete capito? Basta che uno non sia d'accordo
e cade tutto. Pensate come siamo presi. Abbiamo Giusy in linea, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, tutti questi incontri al Parlamento europeo e a Bruxelles che ospitano riunioni da anni, ma di che cosa parlano? Perché non vediamo risultati? Ma come si fa a stipendiare le nostre maestranze, ma perché sono maestranze nostre? Perché sono così chiamate, insomma, ecco, non fanno i loro doveri, Mirella. Quando succede qualcosa non si rimedia, va avanti così, si ammucchiano tutti questi problemi e fanno tutte queste riunioni per niente, perché non abbiamo risultati, Mirella, non abbiamo risultati da anni e stiamo stipendiando persone a migliaia di euro al mese. Io non vedo niente, non vedo nessun risultato di niente. Tutto il giorno con questi congressi a Roma e vedi la Meloni e vedi l'altro, vedi st'altro. Non capisco più niente, Mirella. Vanno avanti così e basta, andiamo avanti così finché moriamo tutti quanti, perché non fanno niente non fanno, niente. Vi saluto. Abbiamo sentito le riflessioni di Giusy, prego Presidente della Coletta. Beh, la signora ha detto quello che ci siamo detti un momento fa, giustamente, no? Ecco, a parte insomma il governo italiano che ha una posizione attendista in questo momento, perché non ho visto prese di posizione, ma del resto nemmeno nell'Europa ho visto grandi prese di posizione rispetto a questo problema dell'Iran. Molto di più le abbiamo viste per quanto riguarda l'Ucraina. L'Ucraina è stata attaccata, insomma, sono ormai 4 anni che la gente vive d'inverno senza riscaldamento o con meno 20, quindi immaginiamo meno 20 gradi centigradi senza riscaldamento. Ecco, poi per le bombe vanno tutti nei rifugi o addirittura nelle metropolitane. Li abbiamo viste le foto delle persone con i bambini nelle metropolitane. Ecco, quindi per l'Europa per l'Ucraina ha fatto, ma cioè, ha fornito difesa, insomma, ecco, aiuti dove ha potuto, però ripeto c'è sempre il limite di chi non è d'accordo. Però abbiamo sentito anche una voce solitaria, ma una voce forte di Sanchez, che ha detto no a Trump e all'America. Ecco, mi sembra che sia stata una voce che ha fatto scalpore, prego. Sì, ha fatto scalpore. Però la mattina stessa io ho sentito una voce da Washington, che è la Maria Luisa Rossi Hawkins, che è una accreditata presso la Casa Bianca. Allora lei diceva, no, ma guardate che oggi ci hanno detto qui a Washington che l'accordo con la Spagna c'è e quindi la cosa non mi tornava. E poi invece hanno detto che dalle basi americane della Spagna partono tranquillamente i jet verso l'Iran. Quindi è stata una presa di posizione iniziale, che subito dopo però è stata smentita dal fatto che dalle basi statunitensi in Spagna partono i jet così come dalle altre basi del Mediterraneo. Quindi io non ho capito. No, ma non l'abbiamo capito neanche noi, perché vede, le informazioni che arrivano sono sempre distorte. Senti una cosa, subito dopo ne senti un altro, ma la vera verità non si sa, l'ha detto anche lei adesso. Io non so veramente qual è la situazione, ma non lo sappiamo neanche noi, perché non esiste la trasparenza. Le informazioni sono molto mirate, manipolate, arriva quello che qualcuno vuole che arrivi, ma veramente la verità noi non la sappiamo. Presidente, l'ha detto anche lei che quelli che sono qua in Italia dicono guardate che quello che vi arriva non è la verità. Non è vero che il popolo non protesta, è che è chiuso in casa perché ha paura di uscire. Sì.
perché Trump gli ha detto finché è in corso questa operazione militare state in casa, proprio è stato. Mentre il messaggio che arriva è che il popolo non protesta, ha capito come funziona? Esatto. Esatto, quindi è una falsità, è una falsità del regime che continua a dare informazioni contrarie a quelle che sono, diciamo, le informazioni, ma d'altra parte un regime ridotto oggi in quelle condizioni, quindi è lì, diciamo, un estremo tentativo di sopravvivenza, di controllo del paese. Hanno ancora un buon controllo del paese con il terrore, perché si sa che adesso, cioè dopo i 40.000 trucidati in una settimana, anche meno, cioè la gente insomma ecco, poi mi dicono aprono le finestre, gridano morte a Khamenei e poi richiudono la finestra per paura di essere individuati, per dire, insomma, quindi il popolo cerca di fare, ecco, però si sono mossi gli iraniani all'estero, questo sì, hanno fatto tantissime manifestazioni che non hanno avuto il giusto risalto, secondo me, nella comunicazione che è arrivata. Presidente, devo salutarla perché il tempo è terminato. Ringraziamo la Presidente del Circolo Vittoriese Ricerche Storiche Silvia Della Colletta di essere stata con noi. Abbiamo sentito la versione, un'altra versione, ecco, la verità che forse viene nascosta ma che c'è e che la Presidente ha cercato di spiegarvi, perché non è vero che non si protesta, il problema è che si protesti in maniera diversa, perché la paura di morire è veramente tanta. Grazie Presidente. Andiamo a vedere l'assegno, il vostro assegno a chi è andato. Ciao cara famiglia di Rete Veneta, oggi siamo a Canizzano in provincia di Treviso e stiamo per incontrare, eccola qua, permesso, Barbara. Ciao Barbara. Grazie di essere venuta qua. Ecco, Grazie ve la ricordate la Barbara? Lei ha chiesto aiuto per la sua bambina, oltre appunto che cercava anche un lavoro, perché le cure mediche e dentistiche, col problema che ha sua figlia, non riesce a pagarle non lavorando, avendo dei lavoretti precari. E si era rivolta a noi, e voi sapete che per la grande famiglia di Rete Veneta, quando ci sono minori, siamo sempre in prima linea, non c'è niente da fare. Praticamente mia figlia è affetta da una malattia genetica rara che si chiama melogenesi imperfetta. Io in questo momento non sono in grado di sostenere delle spese dentistiche, sono stata comunque aiutata dall'ospedale pediatrico di Trieste, però ci sono altri trattamenti che vanno fatti in privato e che non me li passa, si può dire, la mutua, insomma, e devo sostenerli io. Con questo problema della nipotina e la figlia che non ha lavoro e le amministrazioni non è che ci aiutano, i dentisti hanno il loro costo e quando ci troviamo di fronte a questi problemi ci cascano le braccia, ma purtroppo dobbiamo andare avanti perché la bambina ha diritto di essere curata per il suo venire, per il suo... Sentite cuore di nonna? Beh sì, insomma, sì. Ecco. Che ha fatto anche un disegnetto alla Mirelluccia. Una sirena hai fatto. Grazie. Leggi tu, dai. Grazie di tutto, Mirella. Cara. E adesso noi metteremo a posto i dentini? Sì. Ecco qua, allora l'assegno. Grazie a tutti i telespettatori, grazie a Rete Veneta, grazie Mirella. Un bacio. Grazie a tutti di cuore, grazie. Ciao carissima famiglia di Rete Veneta, oggi c'è una grande sorpresa per voi. Indovinate dove siamo? Siamo a Chiarano e siamo venuti a trovare Cecilia e Federica. Allora, come va Fede? Si va avanti. Brava. Oggi è il compleanno di Cecilia, quanti anni compie? 5. 5 anni. Sei emozionata? Sì. Fantastica. Non ho parole, io non oso immaginare lei. E questa è la motocicletta. Andiamo avanti ancora
con la speranza che la situazione si possa risolvere. È dura, è difficile, comunque resta ancora complicata. Cosa ha avuto veramente? Spieghi un pochino. Principalmente è affetta da epatoblastoma, che è la malattia primitiva, ovvero un tumore al fegato, che poi si è metastatizzato nei polmoni. Quando ha subito il trapianto si sono poi accorti che aveva questa continuazione nel pancreas e non l'avevano mai visto. Da lì quindi gli hanno fatto una resectomia anche pancreale parziale. Poi hanno voluto sperimentare per la prima volta al mondo un trapianto fatto sul bambino la prima volta al mondo, già stato fatto su adulti ma mai su bambini, di fare un autotrapiante delle cellule pancreatiche, le isole di Angeras, e quindi hanno portato il pancreas a Milano, hanno fecondato le cellule, le sue cellule ancora buone, quelle intanto che sono riuscite a recuperare, e da lì praticamente la mattina successiva gli sono state impiantate mentre era comunque intubata dal giorno precedente. Così adesso continuiamo con la camioterapia, perché comunque c'è ancora la presenza di cellule e quindi... Cosa dicono i dottori primari, il trapiantologo, che non hanno mai visto una bambina? Reagire così, affrontare 4-5 operazioni in un mese e mezzo neanche. Lei dopo una settimana cosa vuole? Alzarsi in piedi? Sì. E giocare? E camminare addirittura. Vuole camminare, è vero? Sì. Chiudi gli occhi. Ecco qua, Fede. Hanno voluto darti un altro assegno perché sanno quanto tu hai bisogno in questo momento, che ancora il tuo papà non lavora. Siete da soli, però non siete soli perché c'è la grande famiglia di Rete Veneta che vi è sempre accanto. Come sempre le parole continuano a mancarmi, se non fosse che posso solo ringraziare tramite Rete Veneta tutti voi e Rete Veneta, che porta il nome di tutte le persone che ci supportano, che ci stanno vicino, e non potendolo fare personalmente ad abbracciarvi tutti posso farlo in questo modo, però è tutto quello che posso fare col mio cuore in questo momento.